buonasera a tutti, ben ritrovati su Radio UFOcast. Sono le 22 passate da qualche minuto, Michele Valeriani ai microfoni per salutare tutti i nostri gentili radioascoltatori e tutti i nostri colleghi e amici della redazione. Bene, dopo il successo della scorsa puntata, per il quale vi ringraziamo tutti quanti, abbiamo avuto un pubblico direi numeroso e dobbiamo ringraziare chi è intervenuto in trasmissione con le preziose testimonianze che ci ha portato, ma anche chi ha posto le domande, nonché i nostri relatori Leo Sersani e Massimo Del Genio, che hanno contribuito con i loro interventi a rispondere a tutte le vostre domande e ad esporre tutte le tematiche della puntata. E questa sera non vogliamo essere da meno, abbiamo un personaggio decisamente importante, conosciuto per le sue particolari ricerche. Si parla anche questa sera di società segrete, massoneria, satanismo, questioni occulte legate al potere, ma vi presenterò più tardi il nostro ospite. Per il momento gli diamo la parola per un rapido saluto. Abbiamo in linea Paolo Franceschetti. Ci sei, Paolo? Ciao, sono qui. Salve a tutti gli ascoltatori. Grazie Paolo. Bene, prima di introdurre l'argomento e prima di spiegare ai nostri radioascoltatori chi sei e di farti conoscere sia sotto il profilo umano che professionale, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la tua ricerca, io direi, come di consueto, di passare la parola alla nostra Tiziana per la consueta rubrica di informazione FBO News. A te, Tiziana, con FBO News. Grazie Michele, buonasera a tutti, buonasera Paolo Franceschetti e buonasera ai nostri ascoltatori. FBO News, nuovo appuntamento con le ultime notizie dal web. Iniziamo con una notizia che è giusto di ieri: un misterioso oggetto gigante apparso vicino al pianeta Mercurio, e la scoperta sconcerta gli astronomi di tutto il mondo. Un oggetto gigante delle dimensioni di un pianeta improvvisamente apparso sui monitor degli astronomi vicino al pianeta Mercurio e sta creando un grosso tantam in rete. L'oggetto è apparso dal nulla durante una sequenza ripresa dal telescopio della NASA SOO durante un'espulsione di massa coronale, ovvero un'emissione di plasma dalla superficie del Sole diretta verso Mercurio. Ma gli scienziati sostengono che si sia trattato di un effetto dovuto all'elaborazione delle immagini. Il video è stato caricato su YouTube, dove è stato visto da oltre 100.000 utenti che sostengono si tratti di un UFO. Le immagini intanto sono state analizzate dagli esperti della NASA, che le stanno comparando con altre dei giorni precedenti nel tentativo di fornire una spiegazione plausibile ad un fenomeno alquanto anomalo e bizzarro. La fonte della notizia è il Daily Mail, non nuova a bufale, però staremo a vedere nelle prossime settimane se ci sono novità in proposito. Un'altra notizia piuttosto recente: il Messico riconosce che sono 2 i riferimenti dei Maya al 2012. L'Istituto di Archeologia del Messico minimizza la teoria che gli antichi Maya avessero previsto una sorta di apocalisse per il 2012. La maggior parte degli esperti cita un solo riferimento a tale data nei glifi Maya in una tavoletta di pietra proveniente dal sito di Tortuguero, lungo la costa del Golfo del Messico, nello stato di Tabasco. Ma giovedì scorso, 1 dicembre, l'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia ha riconosciuto che un secondo riferimento alla data esiste in un frammento scolpito sempre nel sud del Messico, nelle rovine di Comelcalco, l'insolito tempio Maya costruito in mattoni. L'iscrizione si trova sulla faccia scolpita o modellata di un mattone. Arturo Mendez, portavoce per l'istituto, ha detto che il frammento di iscrizione era stato scoperto anni fa ed è stato oggetto di studio approfondito, non è in mostra e viene tenuto in deposito presso l'istituto. Alcuni lo hanno proposto come un altro riferimento al 2012, ma io rimango piuttosto poco convinto, ha detto David Stewart, uno specialista in epigrafia Maya all'Università del Texas a Austin. Stewart sostiene che la data incisa sul mattone è un calendario rotondo, una combinazione di un giorno e una posizione del mese che si ripeterà ogni
ogni 52 anni. La data dei mattoni coincide con la fine del Baktun 13 e il 13° Baktun si conclude con la data che nel nostro calendario cade intorno al 21 dicembre 2012. Non c'è ragione per cui non si possa trattarsi di una data di tempi antichi che descrive un evento storico importante nel periodo classico. In realtà il terzo glifo del mattone sembra potersi leggere come Huli, ovvero lui, lei, arriva. Non c'è marcatura che indica un tempo futuro, a differenza invece della frase di Tortughero, e ritengo più probabile che la data di Comalcalco sia quella di un evento storico più che profetico, ha detto Stewart. Entrambe le iscrizioni, sia quella di Tortughero che di Comalcalco, probabilmente furono scolpite circa 1300 anni fa ed entrambe sono in qualche modo criptiche. L'iscrizione di Tortughero descrive qualcosa che dovrebbe avvenire nel 2012, coinvolgendo Bolon Yocte, una misteriosa divinità maya associata sia con la distruzione che con la creazione. Tuttavia, l'erosione e una crepa nella pietra rendono la fine del passaggio quasi illeggibile, anche se alcuni interpretano il glifo eroso come «egli scenderà dal cielo». Il mattone di Comalcalco anche è piuttosto strano, in quanto la faccia stampata o incisa del mattone era probabilmente rivolta verso l'interno del muro oppure ricoperto di stucco, suggerendo l'idea che quindi non dovesse essere visto da occhi estranei. L'Istituto di Antropologia e Storia ha detto che le voci di una fine del mondo, di un evento di repentina mutazione del mondo alla fine del dicembre 2012, sono una non corretta interpretazione occidentalizzata dei calendari Maya. Data la forza di voci su internet di un disastro imminente nel 2012, l'Istituto sta organizzando una tavola rotonda speciale di 60 esperti Maya per la prossima settimana presso il sito archeologico di Palenque nel Messico meridionale, per dissipare alcuni dubbi sulla fine di un'era e l'inizio di un altro nel calendario Maya del lungo conto. E dal Messico al Giappone è comparso recentemente in rete un articoletto che torna a parlare di un fenomeno già noto ma molto affascinante, un mistero a sapore ufologico sui fondali dei mari del Giappone. Lo Shiranui, letteralmente fuoco sconosciuto, è un fenomeno inspiegabile che si verifica ogni anno nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto, nel cielo sovrastante il mare a largo della città giapponese di Kumamoto. Verso l'alba innumerevoli luci di colore arancione si accendono sopra e dentro l'acqua, muovendosi freneticamente. Sono state proposte numerose ipotesi: plancton in risalita, in presenza di pescherecci al largo, pesci sconosciuti, ma ognuna delle ipotesi non spiega la totalità del fenomeno. Gli ufologi hanno una loro teoria che si riallaccerebbe a quelle sostenenti l'atterraggio di alieni nell'antichità. A causare lo Shiranui sarebbe una razza aliena vivente sul fondo del mare, intenta a celebrare il suo approdo sulla Terra. Per quanto ardita, questa teoria trova un supporto nella regolarità del riprendersi ininterrotto dello Shiranui da centinaia di anni, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e anche in periodi particolari per la storia del Giappone. Per esempio, il fenomeno si manifestò anche in piena Seconda Guerra Mondiale e dai continui avvistamenti di UFO in cielo durante il fenomeno. Su scala ridotta, lo stesso sconcertante fenomeno accade anche ad Oshima, a sud di Tokyo, e in questo caso gli UFO sembrano diretti verso antiche tombe raffiguranti, tra l'altro, esseri strani simili a quelle delle statuette dette dogo, ovvero bambola di terra, risalenti a 4.000 anni fa, che per molti non sarebbero altro che alieni scesi sulla Terra in epoche remote. E una novità ancora in campo archeologico sul mistero di Stonehenge, un nuovo passo per gli archeologi nello svelare i misteri di Stonehenge. Sono stati scoperti 2 larghi pozzi posizionati sulla via del corso neolitico che sono allineati con il tramontare e il sorgere del sole di mezz'estate. Il monumento celtico dunque potrebbe essere stato un luogo per il culto del sole. Vince Gaffney, autore delle ricerche, crede che la scoperta aiuterà a comprendere come alcuni rituali venivano celebrati. Il ricercatore inoltre è convinto che il sito veniva utilizzato per i rituali anche 5.000 anni prima della costruzione del monumento delle grandi pietre.
E ora un tema di cui si accenna anche affrontando argomenti molto diversi tra loro, dalla storia alla scienza, per esempio, la ghiandola pineale, già ben nota nell'antichità e oggi oggetto di studio delle neuroscienze. Ho trovato un interessante articolo di Riccardo Tristano Tuis che fa un'accurata osservazione del simbolismo della ghiandola pineale, che può essere spunto per interessanti riflessioni, e vorrei rendervi partecipi dei passi più interessanti di questo articolo. Il passato è uno spazio-tempo alquanto misterioso e indecifrabile, e la moderna archeologia arranca nel fornire plausibili spiegazioni a molti dei suoi misteri. Un fenomeno multiculturale che è presente in culture profondamente distanti e diverse tra loro è la più popolare tra le ghiandole endocrine, l'epifisi, meglio conosciuta come ghiandola pineale. L'autore è andato alla ricerca di uno specifico simbolismo occulto presente in molte antiche culture sparse nel globo. A volte accade che questi simboli li abbiamo davanti agli occhi, ma non abbiamo una chiave di lettura per codificare i codici ripetutamente presenti nelle diverse opere di molti antichi popoli. Le culture del passato associavano quella che oggi noi chiamiamo epifisi ad un organo preposto alla maggior chiarezza mentale e alla visione interiore. Per Cartesio la ghiandola pineale è un punto privilegiato dove mente e corpo interagiscono. Dopo decenni di profonda ignoranza in merito, le neuroscienze hanno smesso di trattare la ghiandola pineale alla stregua di un'inutile appendice del cervello. Negli ultimi decenni si è scoperto che l'epifisi è responsabile del nostro ciclo di veglia-sonno, del nostro invecchiamento e di stati a più alta coerenza neurale, maggior chiarezza mentale. Inoltre la pineale è una ghiandola fotosensibile, essendo munita nella parte interiore di bastoncelli simili a quelli della retina dell'occhio. Il soprannome mistico di terzo occhio è dunque alquanto azzeccato per la pineale, e ci si chiede come in epoche in cui non c'era un microscopio elettronico che potesse analizzare il tessuto cellulare si sia arrivati a darle questo nome. Più di un ricercatore si è chiesto perché nell'iconografia e nel simbolismo iniziatico molte culture rappresentino i loro dei con l'immagine del cono di pigna. La risposta è stata che il cono di pigna rappresenta la ghiandola pineale, il suo peculiare rilascio endocrino e il suo segno di distinzione di un'elite spirituale. I Sumeri criptavano le informazioni nelle immagini scolpite nei sigilli e furono tra i primi a immortalare la pineale come cono di pigna in mano ai loro dei. Anche gli assiro-babilonesi hanno spesso raffigurato il loro dio Tammuz con in mano una pigna, ma in alcuni casi bisogna fare attenzione quando il cono di pigna viene tenuto in mano, poiché spesso può rappresentare la Shem-Unnah dei babilonesi o il MFKZT, spesso pronunciato Mufkuz, o detto anche pane egizio, nomi dati alla polvere bianca d'oro, detta anche oggi oro monatomico, con cui i reali si nutrivano per aumentare il rilascio endocrino dell'epifisi e raggiungere stati di coscienza superiori. Mescolata a focacce preparate a forma conica o sospesa in acqua, la polvere d'oro era un supplemento ingerito da re e faraoni. Era riverita come l'alimento del corpo di luce e era ritenuta capace di incrementare consapevolezza, percezione e intuizione. Veniva inoltre considerata la chiave per la longevità attiva. Il simbolismo sulla pineale è presente nella cultura egizia e Osiride la presenta nel suo bastone regale con sopra il cono di pigna. Anche i greci e romani, il dio Bacco Dionisio, a volte è rappresentato con il bastone con il cono di pigna. L'onnipresente bastone, sempre con il cono di pigna, è stato usato anche dai pontefici della Chiesa cristiana ed è certamente un retaggio gnostico collegato al simbolo del caduceo usato anche dall'odierna medicina. Il simbolismo del caduceo è stato spesso interpretato sia come la rappresentazione della doppia elica del DNA, sia della Kundalini che sale fino a raggiungere la pineale. La celebre maschera funebre di Tutankhaton, più conosciuto come Tutankhamon, con il cobra che si innalza al centro della fronte, ricorda la Kundalini che raggiunge la pineale. Anche la capigliatura del dio Shiva ricorda un cono di pigna e il serpente che si innalza tra i suoi capelli richiama alla mente il serpente della maschera di Tutankhaton.
o di Akhenaton. Anche il Buddha non è immune alla rappresentazione con i capelli a forma di cono di pigna. Il simbolismo della pigna è presente anche in molte zone dell'Europa, in Italia compresa, e si nota nelle fontane, nelle statue o negli abbellimenti delle ville o giardini dei nobili, a volte nelle scalinate o nelle colonne dei cancelli dei palazzi antichi. È chiaro che una colonna con sopra una pigna sembra a tutti gli effetti la rappresentazione del bastone usato dagli antichi dei. Anche lo Stato Vaticano non è immune a questo antico simbolismo. La Corte della Pigna si trova nella Corte della Pigna si trova un'immensa statua raffigurante una pigna con a fianco 2 pavoni. Alcuni hanno interpretato questa corrispondenza in Vaticano come il messaggio che anche la morte fisica può venire sconfitta se la ghiandola pineale è completamente attivata. Se prendiamo alla lettera questa interpretazione, dovremmo chiedere un parere ai biologi e vedere l'eventuale sinergia tra i neuroormoni della giovinezza secretati dalla pineale, come la melatonina e la somatropina, e la rigenerazione dovuta all'enzima della telomerasi, responsabile dell'integrità cromosomica e delle replicazioni cellulari. Il termine secretati sottolinea l'affascinante tesi dello studioso Lawrence Gardner, secondo cui termini come secrezione o secretare, utilizzati per definire il rilascio endocrino della pineale, sono connessi al fatto che tale rilascio attiva uno stato di consapevolezza superiore che permette di conoscere i segreti della natura. La pineale, oltre al simbolismo della pigna, è stata associata da alcuni all'occhio di Ra, l'occhio che tutto vede. L'occhio di Ra o occhio di Horus sembra sia un riferimento alle scuole misteriche egizie che iniziavano i discepoli all'apertura del terzo occhio. Nei simboli l'occhio che tutto vede è spesso racchiuso all'interno di una piramide oppure tra 2 ali, ovvero rappresenta il sole alato. L'iconografia egizia dell'occhio racchiuso nella piramide è divenuta uno dei modelli usati nel Medioevo per raffigurare il dio cristiano. Questo simbolo è stato ripreso dalla moderna massoneria, con l'occhio destro racchiuso nel delta radiante, ed è riproposto esplicitamente nella banconota del dollaro americano. Questa piccola panoramica sull'epifisi si conclude ricordando che il geologo russo Alexei Dmitriev ha dimostrato come il sistema solare stia entrando in una nuova area energetica di plasma magnetizzato possibile, responsabile dei cambiamenti che avvengono sulla Terra. Secondo il geologo russo, tutto questo cambierà non solo il nostro clima e non solo lo stato magnetico del nostro pianeta, ma provocherà anche una spontanea evoluzione di massa. Il mutamento magnetico influisce sulla ghiandola pineale, che così sollecitata inizia a rilasciare sostanze neurochimiche dall'effetto allucinogeno. La maggior parte delle persone avrà visioni ed esperienze paranormali, un'ipotesi certamente affascinante, quella di un'iniziazione globale del pianeta. Certo che la Terra ne avrebbe davvero un gran bisogno. E ci avviamo alla conclusione di questo appuntamento di questa sera con una notizia che di un paio di giorni fa è stato dato l'annuncio della scoperta di Kepler 22b, il pianeta gemello della Terra. Kepler 22b promette grandi sorprese. Il pianeta gemello della Terra sconvolgerà il nostro modo di guardare lo spazio, chissà. La NASA ha infatti individuato questo pianeta simile alla Terra, che si chiama appunto Kepler 22b, si trova a 600 anni luce da noi, ha un raggio 2,5 volte più grande del nostro mondo e un anno di 290 giorni. Secondo i ricercatori, il pianeta orbiterebbe intorno al proprio Sole, simile al nostro, a una distanza del 15% inferiore a quella della Terra dal Sole, e riceverebbe una quantità di calore adatta a mantenere sulla sua superficie una temperatura media di circa 22 gradi, tale da permettere l'esistenza di acqua liquida in superficie. Le sue caratteristiche lo rendono il miglior candidato ad ospitare vite umane. I ricercatori non hanno potuto ancora appurare se Kepler 22b abbia una composizione di genere rocciosa come Terra o Marte, oppure gassosa come Giove e Nettuno, ma la sua individuazione è un importantissimo passo in avanti verso la ricerca dei pianeti simili alla Terra. Per chiudere, vi ricordo brevemente che è imminente l'uscita del numero 38 della rivista X-Times
diretta da Lavinia Pallotta. Vi do solo un paio di anticipazioni sui ricchi argomenti che troverete anche questo mese sulla rivista. Un alieno di nome Yahweh di Lavinia Pallotta. Chi è davvero Lucifero e chi sono gli angeli e i nefilim della Bibbia? Nel suo ultimo libro Mauro Biglino approfondisce l'analisi del sacro testo cristiano, favorendone una chiave di lettura coraggiosa e controcorrente. Ne parla nell'intervista appunto realizzata da Lavinia Pallotta. Riportare a casa E.T. di Umberto Visani. Secondo Ben Rich, geniale scienziato che fu a capo dei progetti della Lockheed Martin, non solo gli UFO sarebbero di origine extraterrestre, ma l'aeronautica statunitense avrebbe in suo possesso tecnologie così avanzate da permetterle viaggi nello spazio ben al di sopra delle possibilità mostrate nei programmi ufficiali. E con questo è tutto, do di nuovo la linea a Michele Valeriani. Buona serata a tutti insieme a Paolo Franceschetti. Bene Tiziana, grazie. 22 e 22 minuti proprio in questo istante, siete sempre in diretta su Radio UFOcast. Questa sera torniamo a parlare di potere e lati occulti, lati oscuri del potere. Lo facciamo con Paolo Franceschetti, ricercatore, avvocato, personaggio che è stato tra i primi in Italia ad occuparsi di queste questioni, cioè di massoneria e comunque di certe, diciamo, logge massoniche o comunque di certe società segrete, ed è stato tra i primi a raccontare queste cose attraverso il suo blog e scrivendo anche un libro che si chiama dal titolo Il sistema della Rosa Rossa, ma sarà lui a parlarcene. Dovrebbe essere in diretta, ancora collegato con noi. Ciao Paolo, sei sempre con noi? Ciao Michele, sono io. Perfetto, bene, io potrei leggere tra virgolette la tua biografia, ma preferirei fossi tu un po' a raccontarti ai nostri radioascoltatori per quel che sono gli studi che hai fatto, di che cosa ti occupi nella vita, oltre che naturalmente a quelli che sono i tuoi lavori di ricerca su queste società segrete e su queste questioni, diciamo, di massoneria e potere. Non so, ci puoi parlare un attimo? Presentami tu e poi dopo io provvedo a aggiungere delle cose. Perfetto, ti ringrazio allora per la fiducia. Dunque Paolo Franceschetti, dicevo, è laureato in giurisprudenza, è avvocato, credo del foro di Viterbo, ma non vorrei sbagliarmi, so che sei viterbese di nascita sicuramente. Sì. No, di nascita Roma. Ah, romano, perfetto. Eserciti comunque la professione di avvocato, credo ti occupi di diritto penale o comunque di questioni giudiziarie legate a questioni appunto penali, e così proprio con il tuo lavoro ti sei imbattuto anche in queste questioni di potere e di logge massoniche o società segrete, ma ne parliamo avanti nella puntata. So che da un punto di vista spirituale sei buddista e ti interessi comunque anche di questioni anche di spirito, diciamo, comunque sei una persona che è molto interessata e molto studiosa di meditazione, di queste cose qui, insomma, no? Sì. Più che sono buddista, diciamo che pratico il buddismo, perché è una pratica più che una religione, quindi dire sono buddista forse non è proprio corretto. Sì, pratico meditazione e faccio pratica buddista, insomma, sì. Poi che altro vuoi che dica, diciamo, di quello che hai detto per approfondire in particolare? Ma mi sembra che abbiamo detto parecchio per quanto riguarda le cose personali, sai, dopo sono sempre così questioni magari anche legate alla curiosità dei nostri ascoltatori, ma credo che abbiamo disegnato abbastanza chiaramente il tuo profilo personale e professionale. Sì, no, mi incuriosiva sottolineare questo aspetto che tu praticamente
sei buddista o comunque pratichi, scusami, il buddismo, che è una cosa... Sì, guarda, se ti interessa approfondirlo posso dire questo, che non ci si può, credo, occupare delle cose di cui mi occupo io senza un supporto spirituale molto forte, altrimenti si soccombe, perché le cose di cui mi occupo, massoneria, esoterismo, eccetera, vanno tutte sullo spirituale. Occuparsene solo dal punto di vista terreno è perdente, perché dal punto di vista giudiziario non c'è nessuno strumento per poter affrontare determinati poteri. E quando uno scopre la potenza che c'è dietro a determinate organizzazioni, quindi quello che si cela dietro ad alcuni processi, il processo è uno dei tanti strumenti terreni, tra virgolette, per combattere queste battaglie, però e non è certamente il più importante, insomma. E bisogna avere un supporto spirituale, altrimenti si impazzisce. Tante persone infatti alla fine non reggono perché capiscono che la battaglia è persa, quindi si arrendono. Io non mi arrendo, ma perché appunto la mia battaglia non si esaurisce in tribunale, quindi continuo a esercitare in tribunale, anche se solamente in certi settori, perché la maggior parte non mi interessano più. Mi sono reso conto che il diritto è una presa per il culo, insomma, quindi non mi interessa più andare in tribunale e cercare di combattere per la legalità. La legalità, come dice un ex massone, un ex illuminato, Leo Zagami, dice: le leggi le abbiamo inventate noi per fottere voi che non siete massoni. Certo, quindi ci vuole una forza interiore, ci vuole la consapevolezza di essere un qualcosa di più a livello interiore, non tanto aspettarsi chissà quale giustizia, chissà quale equità, diciamo, dal diritto positivo, dalle leggi, insomma, che così regolano le nostre istituzioni. Io entrerei proprio subito nell'argomento potere e che cos'è esattamente il potere, chiedendoti appunto, forse una domanda banale, forse una domanda scontata, ma dobbiamo partire da lì. Noi ogni giorno ci alziamo, lavoriamo, facciamo le nostre cose, convinti di trovarci in uno stato democratico, in uno stato che diciamo riflette l'articolo primo della Costituzione, questa Costituzione tanto decantata, tanto osannata, insomma, dalle nostre istituzioni, che dice... Costituzione che è una grandissima presa per il culo, in realtà. Esatto, però noi, tanti di noi, io prima di accorgermi di certe cose lo facevo, avevi la consapevolezza, ti aspettavi di essere rappresentato da qualcuno che abbiamo eletto noi e che fosse in qualche maniera al governo o al vertice delle istituzioni per rappresentare i nostri interessi e per in qualche maniera salvaguardare i nostri diritti. In realtà capiamo sempre più spesso che non è così. Ma chi è allora veramente il potere, Paolo? Guarda, il potere è nei grandi gruppi economici e imprenditoriali, ma dietro ai grandi gruppi economici e imprenditoriali ci sono altri gruppi di potere ancora più occulti. Quindi intanto dobbiamo dire che la politica, che già noi non riusciamo comunque a controllare noi cittadini perché non abbiamo neanche per legge il potere di scegliere i nostri governanti, già la politica in realtà ha un livello superiore che è l'economia, in particolare le banche. Basti pensare che i partiti non potrebbero neanche esistere se non avessero i finanziamenti bancari e quindi se non potessero usufruire di crediti illimitati da parte delle banche, che quindi possono decidere quali partiti far nascere e quali partiti far morire. E quindi questa è la prima cosa fondamentale per capire chi comanda. Poi teniamo presente che i partiti vengono tutti finanziati dalla grande impresa. Voglio dire, nel periodo di Tangentopoli si era capito perfettamente che tutti i partiti venivano finanziati da tutte le imprese, cioè ogni impresa finanziava non un partito, tutti i partiti. Quindi significa che le imprese sono trasversali ai partiti e quando un'impresa come la Fiat, come il San Paolo, come
Mediaset, come qualunque altra impresa, dà soldi alla sinistra, alla destra, ai partiti di minoranza, eccetera, poi va a chiedere in contraccambio dei favori a tutti, alla destra, alla sinistra, quindi sono questi gruppi trasversali ai partiti e stanno sopra. E dietro a questi gruppi economici c'è ancora altro, e sono le vere teste pensanti e i veri capi, tra virgolette, del pianeta. Certo, certo. Quindi chi comanda veramente non lo vediamo tutti i giorni in televisione, ma si trova nascosto. E come no, chi comanda non lo vediamo mai. Non lo vediamo mai, perfetto. Ecco. Poi vediamo poco quelli che comandano tanto, quindi noi vediamo poco Draghi, Monti lo vediamo poco prima che entrasse in scena, ma ed era comunque uno che contava certamente molto più di tanti altri, ma quelli che stanno dietro a loro, quelli non li vediamo proprio. Certo. Sentiamo spesso parlare, e qui approfittiamo della tua grande conoscenza dell'argomento proprio perché ci spieghi un po' che cos'è e di cosa si tratta. Dicevo, sentiamo spesso e sempre più spesso parlare di massoneria e di logge massoniche. Che cos'è esattamente la massoneria? Come nasce? Come si è sviluppata? Perché è un argomento che per capirlo bene bisognerebbe avere la pazienza, il tempo di leggersi un sacco di libri. So che tu lo hai fatto e quindi ci aspettiamo così una sintesi più che altro per avere degli spunti che magari, mi auguro, i nostri ascoltatori poi andranno ad approfondire. Allora, la massoneria intanto diciamo cos'è. La massoneria è un'organizzazione composta da varie obbedienze, si chiamano in gergo, che conta decine di migliaia di affiliati, circa 50.000 stando alle statistiche ufficiali, 100.000 considerando anche quelli iscritti in modo riservato o i cosiddetti massoni all'orecchio, come suol dirsi. Ma queste 100.000 persone non sono, cioè le 100.000 persone non sono studenti, disoccupati, falegnami, fabbri o altro, anche qualche volta. Per la maggior parte sono politici, imprenditori, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, cioè sono la parte dell'elite del paese, diciamo così. E i gradi più alti poi sono tra le persone che contano, i giornalisti, i grandi personaggi televisivi, i politici, appunto. Quindi questa complessa organizzazione costituisce il tessuto, la ragnatela, diciamo, che si estende su tutta l'Italia. Ufficialmente la massoneria è un'istituzione di beneficenza, di perfezionamento dell'individuo, più che altro si entra in massoneria in teoria per fare un'opera di perfezionamento di se stessi, quasi come un corso di spiritualità in sostanza, e in rari casi infatti è così. Nella maggior parte dei casi invece è un gruppo di potere in cui poi ci sono dei gradi più alti che hanno più potere sui gradi più bassi e dei gradi segreti all'interno di queste organizzazioni che sono quelli che contano di più e sono loro che tessono le fila del potere del paese. Questo è quello che è la massoneria. E della massoneria la cosa grave, diciamo, di questa istituzione è che, ora parlando così sembra che io punto il dito contro la massoneria. La stessa cosa vale per la Chiesa Cattolica, per le lobby di potere all'interno della Chiesa Cattolica come l'Opus Dei, Comunione e Liberazione. Sono questi in realtà veri e propri stati nello Stato, nel senso che il giuramento massonico prevale sul giuramento allo Stato, quindi noi abbiamo per esempio magistrati iscritti in genere in via riservata e segreta alle organizzazioni massoniche, quindi loro in una causa civile o penale faranno maggiormente gli interessi della massoneria piuttosto che gli interessi del popolo italiano che dovrebbero servire. Un funzionario pubblico, invece di fare gli interessi dell'amministrazione, farà gli interessi prima della massoneria e poi dell'amministrazione e così via. Quindi sostanzialmente si falsa il gioco della legalità. Certo. E si falsa anche il gioco della politica, perché quando noi sappiamo, come oggi possiamo sapere, che Berlusconi
sta nella stessa organizzazione di Bertinotti e di D'Alema, ovviamente ci viene in mente che forse il gioco democratico è un gioco completamente falso, nel senso che ci prendono in giro, perché le decisioni più importanti vengono prese non in sede politica, ma vengono prese ad altri livelli, e poi la politica è un teatrino per poter arrivare a perseguire gli interessi dei gruppi economici. Certo, ma la massoneria non è un qualcosa del nostro tempo o di tempi, diciamo, recentissimi, è un qualcosa che viene da molto lontano, vero Paolo? La massoneria ufficialmente nasce nel 1717, però la massoneria viene creata ufficialmente, poi quella è la data ufficiale, ma in realtà già esistevano logge massoniche anche da secoli prima, e viene comunque creata da altre organizzazioni segrete che tuttora sono esistenti, che sono ancora più potenti della massoneria ufficiale, che erano allora ancora più potenti, che sono i Rosacroce e i Templari, ovvero sia le organizzazioni segrete che fanno capo in qualche modo a Templari e Rosacroce. E queste organizzazioni hanno la loro base nei secoli passati. Le prime documentazioni scritte, i primi veri e propri trattati, volumi messi per iscritto di queste organizzazioni sono nel 1200. Dante Alighieri è la prima grande epopea rosacrociana che mette in opera tutti i segreti dei Rosacroce, ovviamente sotto forma simbolica. Quindi tutta la Divina Commedia non è altro che un viaggio iniziatico rosacrociano con tutti i personaggi e i simboli dei Rosacroce, tant'è che tutt'oggi la maggior parte dei delitti che insanguinano l'Italia e l'Europa hanno riferimenti danteschi, oltre che biblici. Quindi conoscendo bene la Divina Commedia e la Bibbia si riesce spesso a decriptare i delitti, conoscere spesso il colpevole, prevedere i successivi delitti e così via. Certo. Quindi... Però in realtà nascono ancora da prima, perché non è che nascono dal nulla queste organizzazioni. Questo è il punto. Quello che dobbiamo capire è che un'organizzazione così potente non può nascere nel 1200 così, da tre persone che si riuniscono e dicono: ma sapete che facciamo? Creiamo un'organizzazione segreta. No, hanno un substrato di conoscenze e di sapienza che deriva da molto più lontano, in cui in realtà la vera base si perde nella notte dei tempi. Quindi i Rosacroce del 1200, dei Fedeli d'Amore di Dante Alighieri, in realtà nascono ancora prima, vengono già dall'epoca di Cristo con i primi gruppi cristiani, con diciamo i gruppi che fanno capo alla Chiesa cattolica cristiana romana, e ai gruppi invece della cristiani perdenti che si sono dovuti mettere dopo la nascita di Cristo nella clandestinità, che sono i discendenti, chiamiamoli così, di Cristo della stirpe davidica, della stirpe di David, che poi fondarono il Rosacroce e che partono dall'anno zero. Ma ancora prima questi avevano conoscenze da prima dell'anno zero, quindi si risale a migliaia e migliaia di anni fa. Certo, certo. Ma sembrerebbe quasi, adesso per esempio tu ci hai parlato dei Rosacroce, ma abbiamo visto che le cose possono riguardare anche vicende anteriori, diciamo, ai Rosacroce, ma anche di altri movimenti spirituali che a un certo punto si uniscono in società segrete che hanno degli intenti, sembrerebbe anche nobili a volte, perché vogliono magari contrapporsi allo strapotere della Chiesa o allo strapotere delle monarchie di quel tempo. Quindi sembrerebbe quasi esserci una sorta di intento positivo, cioè la volontà di liberare i popoli dal dominio da un lato della Chiesa e dall'altro dell'imperatore di turno. È così o è un'errata interpretazione, diciamo, dei fatti? In parte no, in parte l'interpretazione è corretta. I veri Rosacroce nascono per combattere lo strapotere della Chiesa cattolica, per combattere l'intolleranza, l'intransigenza, la violenza e per diffondere conoscenza e sapere, quella conoscenza e quel sapere che la Chiesa cattolica ha sempre ostinatamente rifiutato, tutt'oggi rifiuta. Pensate, voi fate
siete UFOcast, quindi immaginate sul discorso degli alieni, la Chiesa ovviamente per esempio è totalmente chiusa, no? Certo. Quindi si deve alla massoneria il fatto di aver portato il discorso UFO nel mondo, tra virgolette. Però che è successo? Che sì, questi avevano uno scopo positivo, quindi abbattere il potere delle monarchie, abbattere il potere della Chiesa, e in parte ce l'hanno fatte. Però hanno agito in segreto. Il segreto era una cosa necessaria nel Medioevo, perché altrimenti se ti scoprivano ti uccidevano. Il problema però è che queste società segrete hanno vinto, e anziché palesarsi e dire bene, abbiamo vinto, adesso ci palesiamo e la società deve diventare trasparente, hanno continuato a operare nel segreto, continuano a operare nel segreto, e questo però fa sì che è come se il mondo fosse diviso in due parti. Una parte che è quella costituita dalla maggioranza dei cittadini, che sono all'oscuro di tutto e sono presi per il culo dalla mattina alla sera, e io appartenevo a quella categoria fino a pochi anni fa, e una parte di cittadini, cioè di persone, diciamo di esseri umani, che sanno. E questo mi sembra sommamente ingiusto, anche perché è vero che spesso molti di coloro che non sanno non vogliono sapere, e è in parte dovuto alla loro stupidità, ma solo in parte, perché di fatto ci impediscono di conoscere come stanno realmente le cose nella storia, nell'arte, nella geografia, in tutto, in sostanza nella scienza. Quindi noi cresciamo ignoranti, e spesso non è colpa nostra se non riusciamo a capire veramente come stanno le cose. Io l'ho capito perché mi sono imbattuto in questi fenomeni mio malgrado, e quindi ho dovuto capirli. Forse non avrei mai capiti se avrei continuato a stare in un mondo di cui non capivo poi in fondo le regole, perché io sentivo che c'erano tante cose che non andavano nel mondo come lo vivevo, però non riuscivo a capire dove stava la chiave di lettura. Ad esempio nella politica io non sono mai riuscito a capire per quale motivo destra e sinistra dicessero sempre le stesse cazzate a ogni campagna elettorale, sempre le stesse posizioni, sempre le stesse cose, i giornali dicevano sempre le stesse cose. Se tu prendevi un giornale, non so, prima delle elezioni, prendevi un giornale degli anni 80 e un giornale dell'anno 2000, più o meno sembra di leggere le stesse cose, non è cambiato niente. E allora dicevo, ma come mai? Perché non si impara dagli errori? E questa era una cosa che per esempio non mi spiegavo. Così come non mi spiegavo perché tutte le stragi italiane sono rimaste assolutamente diciamo, i colpevoli non sono mai stati individuati. Certo. Perché? Questa cosa mi sfuggiva il motivo per cui alla fine non si riusciva mai a venire a capo di queste cose. E quindi rimane una sensazione di incompletezza, rimane una sensazione di non comprensione del mondo, ma se qualcuno non te lo spiega non è facile trovare da soli la chiave, insomma. Sì, in effetti è un inganno, è un inganno proprio perché scusate, dicevo, è un inganno proprio perché non c'è la possibilità di trovare sui libri di storia. Scusatemi, ma mi è andata via temporaneamente la voce. Mi bevo un po' d'acqua. Capita anche nelle migliori dirette. Bene, Paolo, ti volevo chiedere. Ma aspetta, forse è meglio che ti fermi 10 secondi piuttosto che continuare a parlare tossendo, no? Grazie. No, vai avanti piuttosto a spiegarci questo simbolismo della massoneria, cioè si può leggere un qualche cosa della massoneria, no? Attraverso per esempio le piante delle nostre città, eccetera. La massoneria come organizzazione si basa sui simboli, e ha un suo linguaggio tutto simbolico. Per secoli ha permeato di simboli tutta la società. Quindi imparando a leggere i simboli della massoneria si riesce a interpretare la realtà, e questi simboli, come hai detto tu, stanno dappertutto, dal dollaro americano con la famosa piramide con l'occhio e tutti i simboli massonici, all'euro, nelle piante delle nostre città, nella toponomastica ci sono tutti i simboli massonici ben riconoscibili.
nella letteratura, nell'arte, è un tripudio, un florilegio di simboli, e spesso, conoscendo il linguaggio simbolico della massoneria, si capiscono molte cose, anche ad esempio di semplici discorsi politici. Ecco, oggi proprio ho pubblicato un articolo sul mio blog su il discorso del ministro Fornero, no? Quel pianto che ha fatto di fronte alla parola sacrifici, hai presente? Sì. E ora, chi è esperto di simbolismo non legge il pianto del ministro Fornero come un pianto né reale né finto, lo legge in un altro modo. In sostanza, il cittadino medio, di fronte al pianto del ministro, comincia a discutere: è un vero pianto o un falso pianto? Il 99,9% dei cittadini dirà: vabbè, ci stanno prendendo in giro, è un pianto finto per commuoverci, per conquistare le simpatie, diciamo così, del cittadino. No, non è così. Questa è la lettura l'unica lettura possibile quando non si conosce il linguaggio massonico e il simbolismo. In realtà lei si è fermata a piangere sulla parola sacrificio, e dopodiché la parola sacrificio è stata ribadita da Monti, cioè lei ha detto sac e poi si è fermata, e il ministro Monti ha detto sacrificio, voleva dire sacrificio. Quel pianto è in realtà un simbolo, nel senso che lei annunciava sacrifici, ma sacrifici umani, non sacrifici di soldi, ecco. Sì. Quindi, perché vedi, io mi sono domandato, quando ho visto lì per lì, non l'avevo capito, no? Quando ho visto questa trasmissione in cui lei piangeva, ho detto: ma possibile? Questa è una donna intelligentissima, non è una donna, non è una stupida, non è uno dei politici da operetta che abbiamo avuto fino alla scorsa legislatura. Quindi come può pensare di incantare gli italiani con un pianto? Non è così cretina. D'altronde nessuno pensa veramente che questa si sia commossa per qualche decina di euro sottratta ai pensionati. E quindi poi mi è stato detto da una mia amica che effettivamente no, dice: guarda Paolo, che non è quella la spiegazione, è un'altra, ed è il fatto che la parola sacrificio intendeva sacrificio umano, ed ecco perché si è messa a piangere proprio lì e ha annunciato sacrifici umani. Quindi lacrime e sangue, ma sangue proprio nel vero senso della parola, purtroppo. E qui voglio entrare proprio nel vivo dell'argomento, per parlare di quella che è poi l'oggetto, diciamo, delle tue ricerche, perché tu ad un certo punto del tuo lavoro, ad un certo punto della tua vita, attraverso la tua attività professionale, ti sei imbattuto in alcuni meccanismi di potere molto particolari, e ti sei anche trovato praticamente a dover affrontare delle vicende personali piuttosto inquietanti, in sostanza. In pratica ti sei trovato a mettere le mani su una cosa che si chiama Sistema della Rosa Rossa. Di che cosa si tratta esattamente? La Rosa Rossa è una delle organizzazioni massoniche più segrete ed è la più potente. È quella che fa molti dei sacrifici di sangue che ci sono, non dico quotidianamente, ma quasi. Molti dei delitti che vediamo passare in TV, ad esempio, sono delitti della Rosa Rossa. I delitti del mostro di Firenze sono delitti della Rosa Rossa, i delitti di Jack lo Squartatore a Londra sono delitti della Rosa Rossa, e molti altri che vengono poi attribuiti ora a un serial killer isolato come il mostro di Firenze, ora a un fantomatico Jack lo Squartatore mai preso, come poi è avvenuto nel mostro di Firenze, e così via. Ed è una delle organizzazioni, è l'organizzazione che tesse le fila della politica mondiale. Appartengono a questa organizzazione anche Bush, Clinton, per loro stessa missione poi, perché ad esempio nella famosa campagna elettorale in cui c'era Bush contro Kerry, hanno ammesso entrambi di appartenere alla Skull and Bones, teschio e ossa, una società segreta, viene definita così, ma non è una società segreta. La Skull and Bones è semplicemente una loggia templare che affiliata alla Rosa Rossa,
a Yale c'è una delle sedi principali della Rosa Rossa, lì dove c'era Skull and Bones, appunto. E quindi hanno dichiarato apertamente la loro appartenenza a questa organizzazione, ne appartengono a essa Bertinotti, Berlusconi, Sarkozy, Putin, tutti i personaggi più importanti della politica mondiale, tanto per dire Benigni, il nostro Roberto Benigni, Umberto Eco, ecco, tutti questi personaggi qua. Certo, qualcuno, anzi ci stanno chiedendo in maniera proprio pressante e frequente i nostri radioascoltatori, ma perché dei sacrifici umani? Cioè, quale scopo ci sarebbe dietro a tutto questo? Il sacrificio umano è un modo per acquistare energia. Col sacrificio umano loro abbassano l'energia dei cittadini e aumentano la loro, perché si nutrono, queste persone, dell'energia, si potenziano con l'abbassamento dell'energia altrui. Quando in TV mandano incessantemente un delitto come quello di Sara Scazzi, di Chiara Gambirasio, eccetera, senza che la gente se ne accorga, impercettibilmente l'energia si esaurisce. È un principio, si esaurisce, si abbassa. È un principio banalissimo che conoscono tutti. A seconda dell'ambiente esterno noi siamo più o meno carichi di energia. In una bella giornata di sole, quando dobbiamo andare in spiaggia, siamo belli carichi di energia. In una giornata piovosa in cui dobbiamo andare al lavoro, per carità, non è che stiamo a letto a morire, però comunque usciamo e siamo meno carichi di energia. Se qualcuno ci insulta, la nostra energia, se abbiamo un fallimento sul lavoro, se abbiamo un messaggio negativo da parte dell'ambiente circostante, la nostra energia diminuisce. Se abbiamo dei messaggi positivi, se incontriamo belle persone, se abbiamo belle notizie, la nostra energia aumenta, ci sentiamo carichi di energia. Il massimo dell'energia ce l'abbiamo quando siamo innamorati, perché lì abbiamo tutte le energie al massimo. E quindi è un principio molto banale. Se tu fai passare continuamente immagini di sangue e di morte in TV, senza che se ne renda conto, la persona si deprime un pochino. Poi, aggiunto a tutte le altre forme di bombardamento psicologico che servono per deprimere le persone, noi abbiamo una società di addormentati. Certo, certo. Se poi ci aggiungiamo la grande incertezza che è il sentimento dominante di questi tempi, le difficoltà dovute alla crisi economica e soprattutto il cambiamento di quelle che una volta erano delle certezze e che adesso diventano sempre meno certezze, insomma, per cui la paura aggiunta a tutta questa situazione di incertezza crea sicuramente, toglie sicuramente agli individui forza, energia e capacità di lottare, e questo ci fa capire che ci dobbiamo preparare a qualcosa di pesante, perché di solito si prepara il terreno quando si creano queste situazioni per imporre un qualche cosa e per cambiare drasticamente le cose senza che nessuno abbia la forza, il coraggio di reagire. Ma tornando a parlare del sistema della Rosa Rossa, so che nella tua vita, nel tuo lavoro, c'è stata una persona, una giornalista, Gabriella Carlizzi, che è recentemente scomparsa, credo l'anno scorso, nel 2010. Comunque so che questa giornalista ha rappresentato molto per te, perché ti ha in qualche maniera mostrato delle informazioni, ti ha fatto vedere in un certo senso questi aspetti che tu magari consideravi un po' più superficialmente, o comunque non pensavi avessero tutto questo contenuto clamorosamente profondo e radicato nella società e nelle dinamiche di potere dei nostri tempi. Ci vuoi parlare un po' di questa giornalista? Beh, sì, Gabriella Carlisi è stata la persona che mi ha, diciamo, in un giorno fatto capire quanto la mia visione del mondo fino a quel momento fosse sbagliata, ma non tanto del mondo, quanto delle vicende giudiziarie che stavo vivendo.
In quel periodo io e la mia collega avevamo un servizio di protezione della Digos a seguito di una serie di minacce che la mia collega Manfredi aveva avuto, e stavamo lavorando su alcune questioni giudiziarie senza nessun risultato, peraltro, nessuno proprio. Cercavamo la verità sulla morte del padre di Solange, si chiama Solange Manfredi, quindi cercavamo la verità sulla morte del papà, cercavamo di recuperare dei centinaia di miliardi in Svizzera della famiglia di Solange, cercavamo di fare una serie di operazioni che ci venivano tutte regolarmente impedite. Peraltro contemporaneamente eravamo sotto scorta, tra virgolette, sotto scorta no, non è corretto, sotto protezione della Digos, e ci capitavano una serie di cose assurde. Trovai un giorno Solange avvelenata a casa con la Digos che non credeva all'avvelenamento e diceva che io l'avevo avvelenata io, forse l'aveva avvelenata una mia fidanzata che è gelosa, che era entrata di nascosto e, superando i cani da guardia di Solange, questa mia fidanzata, genio del crimine, superando anche la scorta, la protezione della Digos che girava attorno a casa, l'ha avvelenata. Ecco, questa era la stronzata che questi della Digos provarono a rifilarci in sede di interrogatorio, finché io, comunque, essendo avvocato, mi ribellai a queste cose e gli dissi: sentite, ma voi siete degli imbecilli, perché non potete ragionare in questo modo a fronte di un avvelenamento? Sospettate pure di noi, ma insomma cercate anche altre piste, perché altrimenti veramente vuol dire che non sapete fare il vostro lavoro, insomma. Ci capitavano tante cose strane, incidenti di moto, lo sterzi che saltavano, ruote che partivano, e non riuscivo a dare una spiegazione logica. Un bel giorno la Carlizzi la incontrai e mi dette la spiegazione, e quindi in pochi minuti mi fece quadrare tutti i punti che non mi tornavano, e mi disse: scusa Paolo, ma voi avete una scorta della Digos, giusto? Sì. Bene, chi è che può entrare in casa ed avvelenare Solange senza che lei se ne accorga e senza che i cani abbaiano? Qualcuno che conosce i cani. E chi conosce i cani? È giusto, la protezione della Digos. Quindi abbiamo capito anche perché questa Digos, che non ti protegge mai, perché il cittadino in pericolo non viene mai protetto dalla polizia dei carabinieri, salvo che non ci sia qualche motivo per fregarlo. Ecco, abbiamo capito perché ci avevano dato questa protezione, peraltro inefficientissima, perché non potevamo contare su di loro per niente, e per una serie di cose, e capimmo quindi perché questa protezione c'era stata data per poter entrare meglio in casa. Capimmo chi poteva averci sabotato le moto, perché disse Paolo, ma anche lì mi disse la Carlizzi: Paolo, ma chi è che può entrare in casa, entrare in garage, sabotarti la moto in pochi minuti e riandare via? Cioè, chi potete avere contro che ha interesse a fare questo? Cioè, la malavita organizzata? Ma no, perché non... Ragionate un po', sono gli stessi che gli fanno il servizio di scorta, perché così funziona lo Stato. E mi spiegò il sistema della Rosa Rossa, il sistema dei servizi segreti e il sistema in cui viviamo. In effetti capii che fino a quel momento avevo visto la realtà al contrario, come la vedono la maggior parte delle persone comuni. La maggior parte delle persone comuni credono in una realtà che non esiste, perché è tutto il contrario. Credo che la polizia sia lì per proteggere gli interessi del cittadino, credono che la magistratura sia una istituzione pulita. Qualcuno dice, l'ho detto pure io, fino a 10 anni fa, perché io insegno anche ai corsi di magistratura, pensavo che la magistratura fosse la parte più pulita del paese. Però è una falsa realtà, cioè ce la presentano così, ci fanno credere in questo, ma la realtà è completamente diversa. La magistratura è la parte più corrotta del paese, e la polizia è assolutamente a servizio della criminalità organizzata, tanto che, come dicono tante persone che vengono a contatto alla fine con lo Stato, dicono meglio la mafia che lo Stato. Come diceva De André, che io non lo capii all'epoca, adesso lo capisco, perché la mafia ha delle regole certe: se sei contro di lei ti ammazza, se sei con lei non ti rompe i coglioni. Lo Stato non ha delle regole certe, perché se agisci nell'illegalità ti può condannare, se agisci nella legalità ti condanna lo stesso, e quindi tu non sai che cosa fare. Ecco che la maggior parte dei funzionari di polizia, dei carabinieri, dei magistrati onesti, dopo un po', capendo il sistema, preferisce non fare nulla, che è la cosa migliore. Certo. Quindi tu presenti una denuncia e la denuncia non va avanti, perché si cagano sotto. Qualunque mossa fanno è sbagliata. Se cominciano a indagare ti ammazzano, se non indaghi
ti possono denunciare per atti d'ufficio, oppure non si sa che cosa devi fare. Quindi con lo Stato non ci sono regole certe. Con la criminalità sì, ma infatti a me in questi anni mi è capitato di avere molto più piacere di frequentare e parlare con un mafioso piuttosto che con un magistrato, perché il magistrato, quando sono andato a parlarci, poi ha cercato di farmi secco. Il mafioso finora nessuno ha cercato di farmi secco. Certo, e a proposito di questo, guarda, i nostri radioascoltatori si stanno proprio chiedendo come mai sei ancora vivo e vegeto a questo punto, visto che sei entrato praticamente negli interessi di questi soggetti che avrebbero tutto l'interesse, scusa il gioco di parole, a farti fuori. Ma un motivo c'è in effetti? Ce ne parli? Guarda, i motivi sono diversi. Intanto c'è una regola nella lotta contro questi poteri occulti. La regola è che quando non conosci questi poteri e quando ancora non hai dato fastidio a questi poteri sei più in pericolo di quando gliel'hai dato. Perché? Perché quando ti avvicini alla verità non ti ci fanno arrivare, ti ammazzano prima. Quando alla verità ci sei arrivato e hai preso delle contromisure, ti ammazzano lo stesso, però hanno più difficoltà. Quindi infatti noi abbiamo avuto gli attentati, hanno avvelenato Solange, ci hanno sabotato la moto, tutti gli attentati alla nostra vita sono venuti prima che capissimo il sistema. Quando l'abbiamo capito non c'è più successo nulla. Perché? Perché abbiamo cominciato a fare una serie di contromosse che li hanno parzialmente ritardati, nel senso che abbiamo cominciato a pubblicare documenti, a avvertire le persone di quello che ci succedeva e abbiamo cominciato ad agire alla luce del sole. Un errore poi che fanno molti che combattono contro questi poteri occulti è quello di fare tutto in segreto, cioè di pensare che se non faranno sapere che fanno una certa mossa forse sono più sicuri. No, falso, perché questi poteri sanno sempre tutto di te, sanno anche quante volte vai al bagno e di conseguenza l'unica arma è la trasparenza. Ecco perché noi abbiamo anche i numeri di cellulare su internet, facciamo tutto in assoluta trasparenza senza nessun problema, perché è l'unica possibile arma contro questi poteri, perché a quel punto a fronte della pubblicità di un evento loro si ritirano, o perlomeno non si ritirano ma ti devono combattere con armi più sofisticate, anziché ammazzarti devono corromperti, devono manipolarti, devono farti paura, devono crearti situazioni di stress per farti procedere più lentamente, però è difficile che ti uccidano in modo plateale. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è che poi dopo un po', quando cominci a fare questo lavoro, ti scattano anche una sorta di protezioni, diciamo così, da parte di alcuni soggetti che, intervenendo in modo più o meno palese, comunque alla fine ti creano una specie di scudo, non uno scudo ovviamente impenetrabile, ma comunque hai una maggiore sicurezza, diciamo. Infatti la Carlizzi, certo, poi alla fine è morta, ma li ha combattuti per 12 anni, quando c'è gente che è morta per molto meno. Noi abbiamo, sì, quindi hanno provato ad ammazzarci quando sostanzialmente non avevamo fatto niente. Oggi che abbiamo detto delle cose gravissime non ci fanno più nulla. Certo, sì, lì nel caso della Gabriella Carlizzi era la sua famiglia che l'ha protetta, proprio perché sia il marito che credo il figlio gli stavano molto vicini e quindi non la perdevano d'occhio per un attimo, per cui c'è proprio questa importanza di avere intorno altre persone che conoscono la vicenda e che in qualche maniera ti aiutano e ti fanno da scudo. Sì, guarda, anche una cosa importante infatti è il non essere isolati. Se sei isolato a fare una cosa ti ammazzano subito. Se, come nel caso mio, Solange, già eravamo in due e non era facile ucciderci contemporaneamente. Ci hanno provato, un giorno abbiamo avuto 2 incidenti di moto, io ho perso lo sterzo e lei era a ruota nello stesso momento, separatamente, cioè in 2 posti separati, ma più o meno nello stesso momento abbiamo avuto 2 incidenti di moto. Certo. Però non c'è successo nulla e comunque hanno avuto più difficoltà a farci qualcosa. Poi è intervenuta Stefania che ha cominciato a lavorare con noi al blog, eccetera, e quindi più persone che potevano essere testimonianza di quello che uno faceva, e quindi tutto questo ci ha molto protetto, insomma. Io delle volte penso che
forse la mia vita la devo a Stefania, la devo a Rodolfo, che è un amico che ci ha fatto le riprese i primi video, diciamo, delle conferenze, le ha messe in rete. Devo, diciamo, la mia vita a una serie di persone che sono venute un po' come degli angeli a proteggerci. Certo. Beh, qui sicuramente ci sono altri amici, o comunque tra la platea di tutti i nostri radioascoltatori sicuramente qualcuno che magari ti ascolta e che nel suo piccolo può fare qualcosa per portare avanti innanzitutto le tue ricerche e diffonderle, ma anche magari anche indirettamente darti uno sguardo e proteggerti, perché no? La possiamo anche trovare così un certo tipo di collaborazione. Voglio continuare però con i delitti e con il modus operandi della Rosa Rossa, parlando di un caso molto noto in Italia, i delitti del mostro di Firenze, di cui accennavi anche tu prima, e verso i quali c'è un sottile parallelismo con Jack lo Squartatore, con i delitti della no, non è sottile, è enorme il parallelismo, perché sono delitti della stessa organizzazione, fatti dalla stessa tipologia di persone, non solo dalla stessa organizzazione, ma quindi con la stessa tipologia di persone, con la stessa sequenza e con le stesse cadenze temporali. Paolo, io cerco di fare l'ingenuo quando sono seduto al microfono di Radio UFOcast, è la parte. Ti prego, vai avanti e raccontaci un po' di questa cosa. Guarda, adesso ovviamente bisognerebbe qui riassumere un po' una vicenda che è immensa, perché la vicenda del mostro di Firenze si dipana negli ultimi 30, dunque siamo nell'ultimo delitto dell'85, quindi facciamo il conto, insomma sono 26 anni che sono terminati gli ultimi delitti ufficiali, quindi ancora ci sono nuove piste. Chi l'ha visto qualche settimana fa ha fatto una trasmissione in cui ha invitato il giornalista Mario Spezzi a parlare dell'ultima pista che è una cartolina che è stata inviata, adesso manco mi ricordo più, insomma non mi ricordo più per quale motivo, perché questa pista ovviamente è la solita ennesima bufala, perché Mario Spezzi è il giornalista che si è fatto anche 23 giorni di galera per essere tra gli esecutori e mandante dei delitti del mostro di Firenze, insieme a altri soggetti, tra cui Francesco Calamandrei, il giornalista di San Casciano Val di Pesa, il paese dove abitava Pietro Pacciani, e si è fatto questi 23 giorni di galera. Lui ha sempre sostenuto che questi giorni di galera se li è fatti perché aveva una tesi giornalistica diversa da quella della procura. No, non è così. Lui si è fatto questi giorni di galera perché c'erano degli indizi pesantissimi che lui fosse uno degli assassini, insieme al procuratore dell'epoca che faceva le indagini, Piero Luigi Vigna, poi diventato capo dell'antimafia. Per premio, diciamo, di aver fatto questi 8 duplici omicidi, l'hanno nominato procuratore dell'antimafia. E insieme anche a questo Calamandrei, eccetera, facevano allegramente questi delitti. Non erano sempre lo stesso nucleo di assassini, erano diversi. I delitti venivano compiuti con un nucleo di carabinieri e polizia a protezione dei luoghi del delitto. E vedi, quando dico queste cose mi si dice no, ma come? Guarda, per rendersi conto di quello che dico è sufficiente pensare a una cosa. Il delitto di Vicchio è uno degli ultimi delitti del mostro, avviene a 500 metri dalla casa del giudice Vigna, peraltro a pochi metri dalla strada provinciale sagginalese, nel senso che dal luogo del delitto, dove ci sono ancora le croci, se uno ci va vede che la strada è visibilissima per centinaia di metri, quindi chiunque passasse la strada vedeva. Inoltre in quel periodo c'erano tutti i poliziotti in borghese per tutte le campagne. Quindi il mostro, questo serial killer geniale, intelligente, che è sfuggito alla polizia di mezzo mondo, ha la fortuna di non beccare un poliziotto in borghese, ma di beccare 2 ragazzi veri, e non quindi 2 poliziotti in borghese, di ucciderli davanti alla casa del giudice. I giornali non rilevano questo particolare, che a pochi metri c'è la casa del giudice che faceva le indagini, e
E quindi, cioè, in realtà la storia è incredibile. Se uno va sul luogo del delitto capisce che ci hanno preso per il culo. Una delle vittime, Carmela Denuccio, una delle vittime del mostro, era la sorella di un poliziotto in servizio alla polizia di Firenze, alla Polferro, e questo i giornali non l'hanno mai detto. E la Carmela Denuccio, insieme a Giovanni Foggi, fu trovata infatti da, guarda caso, un poliziotto che faceva servizio alla questura di Firenze, che andava a cercare funghi e trovò i 2 cadaveri. Allora, rivediamo tutta la storia. Queste persone furono uccise da un gruppo di assassini altolocati, con la protezione e la complicità di polizia e carabinieri che stendevano un cordone a protezione. Dopodiché, siccome tra gli assassini c'era il giornalista che faceva la cronaca nera per la Nazione, ecco che i primi pezzi davano una visione distorta della realtà, e infatti i giornalisti che arrivavano lì, o i primi poliziotti che arrivavano sul luogo del delitto, trovavano già il giornalista che dice ma scusa, ma tu perché sei qua? Dice, ho avuto una soffiata, e stava già lì. E io ho detto, poi adesso non mi sto a dilungare, ma insomma ho scritto sul mio blog quali sono le innumerevoli prove e indizi che inquadrano il giudice Vigna come uno degli assassini, e questo si sapeva, si sa nell'ambiente, voglio dire, molti che hanno partecipato alle indagini lo sanno perfettamente. Ho parlato con persone che hanno fatto la perquisizione nell'orto di Pacciani, ho parlato con poliziotti che hanno partecipato alle indagini della SAM, e tutti dicono la stessa cosa. La SAM, la squadra antimostro, fu smantellata quando arrivò al giudice Vigna. Solo che questo perché non si sa? Perché i giornali continuano a intervistare sempre gli stessi, sempre le stesse persone, generalmente le persone coinvolte nel delitto, quindi è ovvio che questi tirano fuori le tesi fantasiose come questo serial killer isolato, oppure Pacciani, Vanni e Lotti, 4 dementi analfabeti che secondo diciamo, i giornali avrebbero tenuto in scacco le polizie di mezzo mondo. Peraltro questi analfabeti avrebbero ammazzato queste persone, gli avrebbero prelevato il pube, il seno, eccetera, quindi in questo lago di sangue che dovevano aver fatto, poi dopo sono saliti in macchina e si sono fatti 50 km per ritornare a casa, perché il delitto di Vicchio è avvenuto in una zona che dista quasi 40-50 km da dove abitava Pacciani, quindi come faceva Pacciani, sporco di sangue, a farsi 40 km e tornare a casa, francamente non si sa, oppure doveva lavarsi e cambiarsi da qualche parte, ma in mezzo alla campagna è quasi impossibile, quindi insomma ci hanno raccontato un mucchio di cazzate come sempre. Peraltro nei delitti di Jack lo Squartatore, che sono anch'essi delitti nella Rosa Rossa, gli assassini erano la stessa tipologia di persone. Pensa che uno degli assassini nei delitti di Jack lo Squartatore era ancora una volta il magistrato che faceva le indagini, William Westcott, sì, il quale era il fondatore o meglio non della Rosa Rossa, della Golden Dawn, questa organizzazione magico-esoterica da cui poi nasce la Rosa Rossa. Lui era quello che faceva le indagini a Londra, e insieme a altri personaggi come Bram Stoker, l'autore di Dracula, che in quel periodo viveva a Londra, Robert Louis Stevenson, che scrive il Dr. Jekyll e il Mr. Hyde, viveva a Londra in quel periodo. Quindi in realtà questi personaggi che scrivono sotto forma di romanzo quella che era la realtà, e tutti appartenenti alla Golden Dawn, questo è documentato, quindi tutti appartenenti alla Rosa Rossa, chiamiamola così per semplicità, il che dicevo è documentato. E poi ovviamente se la cantavano e se la suonavano tra di loro come in Italia, di conseguenza ecco che poi non si è mai scoperto l'assassino, perché appunto uno degli assassini era diciamo, il magistrato che faceva l'indagine, poi l'altro era il giornalista. È ovvio che non si è mai venuto a capo di niente, né a Londra né qua, però per rendersi conto di questo non è che ci vuole molto, basta fare una ricerca di qualche giorno, insomma alla fine ci si rende conto che la realtà dei fatti è questa, insomma. Certo, e adesso le informazioni ci sono, insomma, per chi vuole cercare, per chi vuole esaminare da vicino queste ipotesi di lavoro, le informazioni non mancano, grazie anche ad internet e i grandi mezzi che ci sono adesso, insomma. Ti volevo chiedere, ma questo mostro di Firenze poi si è fermato nel 1985 o i delitti del mostro in qualche maniera proseguono?
No, allora, i delitti del mostro di Firenze sono delitti commessi da appartenenti alla Rosa Rossa, delitti che continuano, il delitto di Erba, il delitto di Cogne, sono tutti delitti della Rosa Rossa, solo che un gruppo di delitti particolari hanno avuto questa denominazione di delitti del mostro di Firenze perché avevano una simbologia esoterica particolare e quindi dovevano in qualche modo essere accomunati sotto un unico nome, però in realtà sempre in quel periodo, peraltro nel periodo del mostro di Firenze, molte più vittime sono state uccise dalle stesse persone, insomma, nello stesso periodo venne trovata una donna, ad esempio, morta in un bosco, adesso non ricordo il nome perché non ho sotto mano appunti, con una rosa rossa infilata nella vagina, vicino a San Casciano Val di Pesa, nella tenuta del principe Corsini, il quale anche lui venne trovato morto in circostanze assolutamente anomale. Raccontano che aveva inseguito un bracconiere, il bracconiere è caduto, è partito un colpo e il colpo, guarda un po', proprio in faccia gli è andato a finire. Ma cioè ovviamente una cazzata allucinante, insomma, che hanno usato, diciamo, per coprire il fatto che l'hanno ucciso, chissà per quali motivi, insomma. Poi vabbè, ci sono insomma tante altre morti particolari in quel periodo, insomma. Lo stesso Giuttari, che fece indagini sul mostro, addebita al mostro di Firenze anche la morte di alcune prostitute nel Fiorentino, insomma una serie di altri casi, insomma. Certo. Beh, qualche nostro ascoltatore ci chiede come hai scoperto la verità sul mostro di Firenze. In realtà ce l'hai detto, insomma, cioè semplicemente analizzando i fatti in maniera un pochettino più... Guarda, Michele, c'è una cosa che va detta con chiarezza, certo. Non si scopre nulla, cioè io non è che ho scoperto, semplicemente se uno si addentra un po', viene a contatto con gli ambienti che sanno di più, diciamo, queste in realtà si sanno, il problema non è sapere la verità, il problema è dirla. Quindi io non è che ho fatto un'indagine particolare in senso poliziesco e ho scoperto qualche cosa che nessuno sapeva, ho semplicemente scoperto l'acqua calda in certi ambienti. Mi ha telefonato uno dei magistrati che parteciparono all'indagine e mi ha detto, dice, beh, complimenti per il suo lavoro. Il problema non è infatti sapere quelle cose, perché le sanno tutti, anche quella del giudice Vigna. Dice, il problema è dirla, che è una cosa diversa. Certo. Sì, ne approfitto per farti qualche altra domanda dei nostri radioascoltatori. Qualcuno ci chiede, per esempio, se c'è qualche gruppo, o meglio, quale gruppo massonico si oppone alla Rosa Rossa e in che modo, sempre con i delitti, ci chiede un nostro ascoltatore, il cui pseudonimo è Dexter. Guarda, non è facile capire chi si oppone. Certamente che si opponga a questo sistema sono tanti. E anche all'interno dello stesso sistema c'è qualcuno che fa il doppio gioco. E poi ci sono tanti massoni in buona fede e che credono in valori di onestà, di uguaglianza, di legalità, eccetera, che ovviamente in qualche modo provano a fare una loro guerra, chi in piccolo, chi in grande. Che dire, insomma, le persone che cercano di contrastare questo sistema di potere sono tante. Ognuno fa una piccola parte del lavoro, perché purtroppo il lavoro grosso non si può fare, perché è un sistema così ben congegnato che praticamente permea tutti gli aspetti della vita sociale, politica, economica del paese, che combatterlo frontalmente è impossibile. Si può fare piccole cose, ecco, io nel mio piccolo faccio informazione, informo più persone possibili, poi c'è qualche poliziotto nel suo piccolo che fa quello che può, ad esempio evita, quando gli ordinano di accanirsi sull'innocente, di accanirci severamente, quando magari gli danno ordine di uccidere qualcuno, forse evita di ucciderlo e lo farà scappare o sbaglierà il colpo. Ecco, questo è quello che può fare magari un poliziotto all'interno del sistema che è contrario al sistema. C'è chi, come Fabio Piselli, l'ex Parate La Forgole, si è trovato tra quelli che silurarono il Moby Prince e uccisero tutte quelle persone nel rogo del Moby Prince, che decise di parlare perché disse basta, quindi io nel mio piccolo cercherò di dire la verità.
Poi c'è chi, come il generale Mino, un generale dell'esercito, che a un certo punto si è rotto i coglioni di quello che fanno i militari e ha cominciato a parlare anche lui, a dire tante cose su ciò che fanno i militari e così via. Cioè parecchie persone alla fine si rompono le palle. Il vero è che purtroppo la maggior parte delle persone che si oppongono al sistema vengono ammazzate, quindi poi rimangono in pochi, insomma. Certo. Quindi più fai e più il rischio che ti ammazzano è alto. Meno fai, meno chiaramente meno la tua azione incisiva, quindi c'è un po' questo equilibrio da rispettare, insomma, ecco. Un'altra domanda volevo chiederti per continuare, diciamo, a sviluppare sempre questa tematica. L'assassinio, il rapimento prima e l'assassinio poi di Aldo Moro, no? Anche questo intriso di grande simbologia che negli anni 70 non ha potuto sicuramente non è potuta passare inosservata. Qualcuno dice sembrerebbe quasi il momento di transizione tra il vecchio e il nuovo ordine mondiale, ma anche lì vengono fuori per esempio le BR che sarebbero dovute essere o comunque in qualche maniera stare in relazione ai movimenti di sinistra, che in realtà usano gli stessi simboli che ben poco hanno a che vedere con i movimenti di sinistra, sempre per ragionare con la logica, diciamo, dell'uomo della strada di allora, ma anche di adesso. Ecco. Sì, Michele, guarda, una cosa buffa, per chi conosce il simbolismo è plateale, no? Le Brigate Rosse scelgono come simbolo la stella a 5 punte, racchiusa in un cerchio. La stella a 5 punte è uno dei simboli della Repubblica Italiana, è il simbolo che troviamo sugli stemmi della Procura della Repubblica. Nelle carte intestate della Procura e dei tribunali c'è la stella a 5 punte. Sui sigilli notarili degli atti ufficiali dello Stato c'è la stella a 5 punte. Cioè, questi hanno usato come simbolo un simbolo che poi è il pentagramma massonico, che guarda caso è il simbolo dello Stato che loro combattono. Cioè è un'assurdità, no? È come se il satanista decidesse di assumere come simbolo il crocifisso. Lo assume, sì, ma casomai è rovesciato. Certo. E assume come simbolo Satana, non assume come simbolo Cristo, no? Ecco. Quindi è come se decidessi di combattere il buddismo e prendo come simbolo Buddha stesso. Ma prenderò qualcos'altro. Prenderò Devadatta, che era il rivale di Buddha, prenderò un demone, ma non prendo certo lo stesso Buddha, no? Ecco. Loro hanno fatto così. In realtà, niente, il simbolo parlava chiaro. Le Brigate Rosse non erano contro lo Stato, erano lo Stato. Certo. E poi un'altra domanda ci viene, che è questa praticamente. Come mai diciamo nessuno di chi si occupa di comunque di smantellare o diffondere queste verità non riesce o non vuole creare un gruppo e invece loro ci riescono benissimo ad agire in gruppo? Cioè, c'è qualche motivo evidente? Beh, Michele, il motivo più evidente è che sono talmente potenti che se creassimo un gruppo per fronteggiare questi poteri ce lo smantellano e ce lo distruggono in 2 settimane, 3 settimane. Tu pensa che molti gruppi positivi, puliti, no? Nella storia dell'Italia di adesso e di un tempo sono stati sempre infiltrati e distrutti sistematicamente. I centri sociali di sinistra o i centri sociali anarchici, i gruppi anarchici, sono stati sistematicamente infiltrati dagli agenti della CIA, i quali spesso diventavano leader di questi centri sociali, ad esempio i leader del Leoncavallo, che poi sono diventati, infatti non a caso sono andati a fare politica, perché erano agenti CIA. Non mi ricordo adesso come si chiamava, forse Stefania che è qui con me si può ricordare, come si chiamava quel leader del Leoncavallo che poi è andato sotto il governo Prodi? Comunque Farina, insomma un leader di un centro sociale milanese, comunque poi insomma è entrato in politica. Lui era un agente della CIA e quindi è ovvio che poi ha fatto politica, ma lui era lì per distruggere i centri sociali e tanti nei centri sociali avevano questa funzione. Infatti le persone migliori dei centri sociali sono state emarginate, uccise, eliminate e così via.
Certo. La Rosa Rossa e i militari. Abbiamo visto recentemente il caso Ferraro, per esempio, quel magistrato di Roma che tu conoscerai sicuramente benissimo, essersi trovato implicato in una vicenda anche lì quantomeno densa di particolari ambigui, che ad un certo punto scopre delle connessioni tra mondo militare e riti satanici. Che cosa ti risulta dal tuo punto di vista? Ma qui quello che mi risulta è quello che hai detto tu. Io posso solo raccontare la storia di Paolo Ferraro con qualche particolare in più. È la storia di un magistrato di Roma che si è occupato anche di inchieste molto importanti in passato, che non aveva mai capito in realtà a fondo il sistema. Un bel giorno fa una ricerca su sette sataniche, eccetera, e viene a conoscenza di una realtà molto più vasta e più grave di quella che lui immaginava, ma ancora il povero Ciccio non capisce che il sistema è molto più grave ancora di quello che lui sta cominciando a vedere. E quindi lui che cosa fa? Lo stesso errore che feci io poi anni fa. Disse: mamma mia, che sistema marcio e corrotto, non l'avrei mai immaginato, facciamo denunciare un collega, dice lui. Quello che ho fatto anch'io. Io ho detto: facciamo denunciare al magistrato Caselli, un magistrato coraggioso che ha fatto la lotta alla mafia. Lì sono cominciati i miei casini, perché hanno cercato di ammazzarmi. E lì sono cominciati i casini di Paolo Ferraro, perché denunciando questa cosa ai colleghi si è ritrovato destituito per infermità mentale dal CSM. L'hanno sospeso dal servizio per infermità mentale per 4 mesi, nonostante non avesse una macchia sul servizio e non avesse una traccia di infermità o altro. E lì ha cominciato a capire che il sistema era ancora peggio. E poi che ha fatto? Capito il sistema, ha detto: beh, lui ha fatto sempre politica in passato, ha provato a fondare anche un movimento politico che tuttora sta provando a fare qualcosa, ma mi ha anche proposto di entrarci, ma io gli ho detto: Paolo, non è possibile fondare un movimento politico, ce lo distruggono in 3 nanosecondi. L'unica possibilità per salvarsi, tra virgolette, per cercare di modificare il sistema è modificare noi stessi, e poi modificando noi stessi cercare di portare questo cambiamento nel nostro ambiente esterno, cioè nella nostra famiglia, poi negli ambienti più allargati in cui andiamo. Quindi che ne so, se stai sul luogo di lavoro con i tuoi colleghi di lavoro, se stai in un partito, non nel partito ma nelle persone accanto a te di cui ti fidi del partito e così via. Ma non si può combattere il sistema di petto con i suoi stessi strumenti, peraltro, perché i partiti politici hanno una presa per il culo che il sistema dà al cittadino per dargli l'illusione di essere libero e democratico e poter esercitare qualcosa, ma in realtà sostanzialmente servono solo a fare il gioco del sistema. Certo. Sì, naturalmente la contrapposizione ideologico-politica dei partiti, delle correnti di pensiero serve proprio per fare questo teatrino e distrarti dai veri problemi. Volevo chiederti, proprio riallacciarmi a queste tue considerazioni, perché tu rispondessi anche a qualche nostro radioascoltatore che si chiede: ma cosa possiamo fare per difenderci da tutto questo? In che modo possiamo difenderci? Ci possiamo unire? Ci possiamo legare a qualche movimento? Oppure so che tu hai un'interessante teoria al proposito che è anche abbastanza vicina a nostre idee per certe altre problematiche. Ce ne vuoi parlare? Beh, ora non so a quale teoria alludi, perché non ho proprio una teoria. Diciamo che l'unico modo per sconfiggere il sistema è non dargli il potere che lui ha, però non lo si può sconfiggere unendosi. Lo si può sconfiggere cercando noi stessi di non cadere nelle trappole del sistema. Il sistema fa leva su 2 trappole grosse, su 2 armi che usa. Ti fa avere paura della morte e della perdita economica. Ora bisogna acquisire una visione della vita tale per cui uno alla fine dice: ok, se mi ammazzano, pazienza, perché tanto la morte è un evento naturale della vita, quindi bisogna acquisire un senso alla vita e alla morte tale da poter considerare la morte come uno dei tanti eventi che possono capitare. E poi la perdita economica.
ci fanno credere, ci abituano fin da piccoli che il denaro è importantissimo, chi non ha denaro è un pezzente che non vale niente, e la cosa più importante è lavorare, guadagnare, eccetera, con tutti gli stereotipi del sistema che si accompagnano a queste cose. Quindi Tizio è un gran lavoratore, come dire una persona da stimare, come dire che uno che non fa niente non è da stimare, e così via, no? Tutti questi bei preconcetti che ci inculcano, e quindi abbiamo il terrore di perdere economicamente qualcosa. Se noi non abbiamo paura di nulla, perché in fondo sappiamo che in qualche modo vivremo, io per esempio penso che mi possono anche togliere tutto, ma qualcuno mi darà sempre da mangiare, tra i miei amici qualcuno mi ospiterà sempre a casa, quindi non credo di temere nulla, insomma. E i miei genitori no, perché non mi parlano più, quindi forse su loro non potrò più contare, perché me li hanno tolti, diciamo così. Alcuni miei familiari pure, ma su tanti amici potrò contare sempre, insomma. Oppure quantomeno potrò contare sulla mia buona volontà, che in qualche modo, anche se non avessi amici, in teoria, ma poi solo in teoria, comunque in qualche modo sopravvivo comunque. E allora che devo temere? Sì, era proprio questa. Io mi sono espresso male. In realtà, più che una teoria, si tratta della tua filosofia di vita e del lavorare su se stessi, del prendere coscienza di quello che si è. Era questo il principio che tu in altre circostanze avevi raccontato come arma vincente per combattere un po' tutto questo, al di là dell'associarsi in movimenti o in correnti o in gruppi o in correnti politiche, insomma. La difesa viene da dentro di noi, dalla nostra consapevolezza. Quando non temi queste due cose, a quel punto loro non hanno più armi. E ovviamente se sei da solo questo tipo di difesa serve a poco, ma quando sono tante le persone che pensano così, allora questi hanno la vita dura, perché con cosa ti minacciano, con cosa ti fermano. E poi bisogna anche pensare una cosa: è una lotta, no, tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre. E allora con un esempio che non mi ricordo da dove ho preso, però che mi piace molto riportare: nella lotta tra il buio e la luce vince sempre, perché un fiammifero basta per illuminare una stanza, mentre per fare buio su tante lampadine non è che ci vuole un bel lavoro, anzi è quasi impossibile. Certo, condivido perfettamente questa visione della realtà. Volevo anche chiederti un'altra curiosità di cui ti sei occupato nello smascherare così un po' i giochi della Rosa Rossa. Per esempio c'è stato qualcuno che la Rosa Rossa l'ha messa in letteratura e qualcun altro l'ha messa anche in musica. La vicenda per esempio di Rino Gaetano, ma anche di Fabrizio De André per esempio, ci fanno ricordare la Rosa Rossa. Ci vuoi parlare un po' di questa questione? Allora, più genericamente noi possiamo dire che in musica, in letteratura e nel cinema tutto richiama il sistema massonico e la Rosa Rossa. Bisogna solo saperla leggere e conoscerne i simboli. E poi ci sono alcuni autori che lo fanno per dare messaggi di tipo negativo e alcuni invece che hanno cercato di veicolare dei messaggi positivi. Ora il discorso è un po' complicato, ma diciamo che ci sono pensiamo alla musica e noi abbiamo cantanti che in modo esplicito parlano di personaggi legati alla Rosa Rossa, ad esempio una canzone di Ozzy Osbourne che si chiama Mr. Crowley. Crowley era un personaggio importante della Rosa Rossa, un esoterista importantissimo, al cui esoterismo si rifà ancora tutt'oggi la Rosa Rossa, e ne parla chiaramente questa canzone. Molte canzoni metal parlano per esempio delle società segrete, eccetera. Oppure penso a i Rosenroth, i Rammstein, che spesso parlano della Rosa Rossa, ma in modo esplicito o semi-esplicito. E poi ci sono cantanti come Rino Gaetano che hanno messo in musica tutta la simbologia della Rosa Rossa, dicendo negli anni 70 oggi la mia musica non verrà capita, ma in futuro
molti si domanderanno chi era la zia Rosina, molti si domanderanno tante cose, e la mia musica verrà apprezzata più in futuro che oggi. Infatti aveva ragione, all'epoca non si riusciva a capire, non si avevano gli strumenti per capirli. Oggi sappiamo che canzoni come Rosita, al compleanno della zia Rosina, Cogli la mia rosa d'amore, sono canzoni che in realtà simbolicamente descrivono il sistema della rosa rossa. Certo. E poi abbiamo i film, ad esempio V per Vendetta, che parla di praticamente di un sistema dittatoriale, che è il sistema della rosa rossa, cioè un assassino che cerca di contrastare questo sistema, si vendica di alcuni personaggi e li uccide e mette una rosa rossa sulla bara. Abbiamo sempre lo stesso regista, fa il film Fromel, Jack lo Squartatore, in cui infatti c'è tutta la simbologia della rosa rossa, con la rosa messa sulla bara della vittima, con la rosa sul vestito della vittima che viene uccisa, con il protagonista che fa discorsi sulla rosa e così via, fino addirittura a epopee. Ecco, guarda, saldiamo il discorso, no aspetta, volevo saldare il discorso UFO con il discorso, visto che siamo su UFOcast, sì, con il discorso cinema, ma lo saldo fra un attimo. Mi piace ricordare Benigni, che nel film Il Mostro sostanzialmente dà un segnale al cinema e al mondo dello spettacolo di cominciare a boicottare gli investigatori che si occupano della rosa rossa. Quindi mette una serie di simboli nel film per ordinare sostanzialmente il depistaggio nei delitti del mostro di Firenze, e quindi c'è tutta una simbologia anche nel giorno di uscita del film, giorno di uscita che è il 22 ottobre, che coincide con la morte di Susanna Cambi e Stefano Baldi a Calenzano, che è il posto dove poi Benigni vive, e lui fa uscire nelle sale proprio in questo giorno questo film, con un cattivo gusto poi veramente come pochi, con poi tutta una simbologia dentro. Insomma, è lo stesso proprietario per esempio della casa di Benigni, che si chiama Roccarotta, che si chiama simbolicamente Rosa Rossa con la doppia R, e anche dal punto di vista linguistico c'è la OA e così via. E poi ci sono capolavori del cinema, dei telefilm in realtà, X-File, che è tutto intriso di simbologia rosacrociana, e templare, dal nome del regista ai nomi degli attori eccetera, è tutta un'epopea rosacrociana a indicare come la tematica poi della rosa rossa si saldi molto con tutte le tematiche anche ufologiche e militari, insomma. Ecco, a questo proposito ti volevo chiedere, al di là dei collegamenti che si possono vedere nei simboli, nelle metafore magari dei film, eccetera, ti è mai capitato di imbatterti comunque in questioni legate all'ufologia, legate a fenomeni particolari che hanno magari che mescolano il satanismo, lo scenario della messa nera o lo scenario satanico con anche altri scenari, quali ad esempio quello alieno, o è una cosa che a te non risulta? Perché queste cose in giro, come sai, si trovano, questo genere di informazione esiste, c'è questo aspetto, ne abbiamo anche parlato noi nelle nostre trasmissioni, eccetera. Volevo capire se anche a te risultava qualcosa da questo ambiente, da questo mondo. Guarda, è un tipo di problematica a cui mi sono approcciato da poco tempo, nel senso che in molti delitti, da Erba alle bestie di Satana a Cogne, c'è una particolarità che accomuna tutti questi delitti. La vittima muore in un lago di sangue, l'assassino o gli assassini non hanno una goccia di sangue addosso, e o, come la Anna Maria Franzoni a Cogne, viene trovata pulita senza una goccia di sangue sul corpo e senza tracce poi di qualcuno che sia entrato
nella stanza uscito. A Erba succede una cosa molto simile, nello scenario delle bestie di Satana, eccetera. Notando queste particolarità, delle volte scherzando, dicevo, ma chi è stato? Se non sono stati loro, e non sono stati i coniugi Romano a Erba, Anna Maria Franzoni a Cogni, quello è palese leggendo gli atti processuali, ma chi è stato? Sembrava, per scherzo, dicevo, ma saranno stati gli alieni. Ecco, infatti una volta ho fatto una domanda a un personaggio molto importante della massoneria, gli ho detto sì, ma allora, se non sono stati questi qui, e tu mi dai ragione su questo, ma chi sono stati gli alieni? Era una domanda scherzosa a cui non mi ha mai risposto questa persona. E ho continuato nella mia ricerca, e allora devo dire che qualche sospetto comincia a venirmi, nel senso che bisogna comunque approfondire le ricerche in questo campo, senza dire che sono stati gli alieni a Cogni, ovviamente, perché questa è una conclusione a cui non si può giungere se uno non ha delle prove ben certe. Certo è che questi delitti vanno in un modo completamente diverso rispetto a come sono andate le cose. Certo è che mi viene un sospetto quando Varo Venturi, il regista di 6 giorni sulla Terra, mi fa un'intervista per il DVD, che è un'intervista che mette nei contenuti speciali. E proprio mentre mi interrogavo su alcuni delitti, perché mi sto occupando delle bestie di Satana in questo periodo, da qualche settimana, qualche mese, cercando di capire cosa è successo realmente in questa vicenda, mi ero reso conto che i ragazzi, neanche i rei confessi, quelli che dicono di aver ammazzato le persone, sono in realtà i colpevoli, perché non c'entrano un cazzo. E questo è evidente solo leggendo gli atti processuali, diciamo, senza fare grossi sforzi, e mi resta da capire chi sia stato. E allora, dopo il film di Varo Venturi, mi accorgo che mi ha messo l'intervista nei contenuti speciali e mi ha intervistato insieme a Malanga, insieme a Tom Bosco, eccetera, ma spezzando la mia intervista nel corpo dell'intervista. Quindi mi inserisce praticamente Rosa Rossa, esoterismo, eccetera, militari, servizi segreti, nel corpo, diciamo, del discorso sugli alieni. Allora lo chiamo e gli dico: scusa Varo, ma perché mi hai fatto l'intervista in quel modo e l'hai montata in quel modo? Ma mi volevi forse dire qualcosa? E lui mi ha detto: sì, ti volevo dire qualcosa, perché è ora che chi si occupa di alieni entri in contatto con il mondo di chi si occupa di atti giudiziari come te, perché sono due mondi incomunicabili, ma che devono assolutamente comunicare, perché altrimenti rimane sempre una verità parziale. Noi ci occuperemo sempre di alieni come se fossimo persone sulla testa sulla Luna che pensano ad astronavi e a Marte, e voi vi occuperete sempre di atti giudiziari senza capire un cazzo di quello che succede realmente. Facci caso, Paolo mi ha detto, molti di questi delitti, molte di queste vittime hanno il cranio sfondato e gli prendono la ghiandola pineale. Ne avete parlato pochi minuti prima del... Infatti Tiziana ci stava dando delle notizie sull'importanza di questa ghiandola e sulla particolarità, insomma, anche simbolica che ha nel... Infatti vado a controllare alcuni delitti, alcune scene del delitto, risulta che la vittima ha il cranio sfondato, effettivamente, e non ci sono tracce di sangue, c'è una finestra aperta però nella stanza, con delle gocce di sangue sulla finestra. Questo accade per esempio a Erba. Non ci sono tracce di sangue al di fuori dei luoghi dove avvengono l'omicidio, però c'è una finestra aperta in pieno inverno, di sera, e con del sangue proprio sulla finestra. Certo. La stessa cosa succede a Cogne, la stessa cosa succede in alcuni anche delitti minori che poi di cui le cronache non si sono occupate. Ad esempio un delitto in pieno giorno avvenuto nel Viterbese, il delitto Rizzello si chiama, Civita Castellana, una donna viene uccisa a mezzogiorno di un giorno feriale in piena Civita Castellana, che è un paese abbastanza popoloso, diciamo, l'assassino ha fatto un lago di sangue, ma nessuno ha visto entrare e uscire qualcuno. E poi non si trova mai l'arma del delitto, credo. Non si trova mai l'arma del delitto, e anche lì c'è una finestra aperta, con tutto sangue dappertutto, ma solo nella stanza, e c'è questa finestra che rimane aperta. Quindi... A quel punto mi informo e qualcuno mi dice: guarda Paolo, no, non sono alieni,
sono militari che con una tecnologia avanzata, con elicotteri particolari, con tecnologia avanzata, scendono, compiono quello che devono fare e se ne rivanno. Del resto io su Erba sono mesi, anni che dico che è stato un comando militare a Erba ad agire, non sono stati Olindo Romano e Rosa Bazzi. Questo lo vado dicendo perché la tecnica usata è una tecnica militare di uccisione delle vittime, e questo l'ho sempre detto. Non avevo capito come avevano fatto a arrivare e a uscire, questo no. Talvolta in effetti, guardando alcuni delitti come questo delitto Rizzello del Viterbese o altri delitti ancora, mi sono spesso domandato: ma sì, sembra che sia un'operazione militare, ma dove cazzo sono arrivati questi? Perché qualcuno li deve aver visti nel paese. Sì. Allora adesso la spiegazione mi viene: no, è certo, è che vengono dall'alto, non vengono dal basso, e vengono dall'alto con elicotteri con tecnologia avanzata che non vengono rilevati, a quanto pare. Potrebbe essere una buona spiegazione, sì. Peraltro, ad esempio, nei delitti delle bestie di Satana, quando comincio a capire che i ragazzi che confessano l'omicidio non c'entrano niente, in realtà forse non sono mai stati in quel bosco che dove loro dicono essere stati, ad aver ucciso dei ragazzi, allora a quel punto faccio delle domande e risulta che infatti i ragazzi uccisi non sono saliti nella macchina insieme ai loro assassini come raccontano i rei confessi. I ragazzi, i due ragazzi uccisi, sono scomparsi nel nulla. A un certo punto si sono volatilizzati, così, questa è l'espressione che hanno usato alcuni testimoni. Ma vada bene, l'hanno usata quando ancora io non avevo mai detto che i veri assassini sono altri, cioè questa ipotesi dell'intervento militare non era mai stata fatta, eppure molti parlavano di una volatilizzazione di questi ragazzi. Poi ovviamente gli inquirenti non gli hanno creduto, il padre del ragazzo ucciso non ci ha mai creduto a questa versione e ha accusato dei ragazzi che poi non c'entrano niente invece. Certo. Niente, una realtà un po' sconvolgente da approfondire, però risulta che in effetti tutte queste vittime, Samuele Accogne, le vittime di Erba, le vittime delle bestie di Satana, hanno il cranio sfondato. Ecco, sì, ne approfitto. Qualcuno chiede come mai c'è stato un sopravvissuto lì nel caso del, come si chiama? Sì, di Erba, esatto, no? E questo magari lo spieghi meglio tu, ma suffraga ulteriormente che chi ha tentato di sgozzare, tra virgolette, il testimone, in quel caso ha usato una tecnica precisissima, era convinto che la carotide fosse al suo posto, ma non era il caso di Frigerio, mi pare si chiamasse, che invece aveva una malformazione congenita e quindi è sopravvissuto senza che chi voleva farlo fuori lo potesse minimamente immaginare, insomma. Sì. Mario Frigerio, il sopravvissuto, sopravvive perché riceve una coltellata al collo e ha una malformazione alla carotide che impedisce la fuoriuscita del sangue, quindi si salva. Che significa? Significa che l'assassino era assolutamente sicuro di aver colpito la persona a morte, quindi l'ha lasciata lì affinché poi morisse dissanguata, perché queste persone sono morte dissanguate e dovevano morire dissanguate perché è una precisa tecnica rituale, e solo che questo appunto non è morto perché questa malformazione gli ha salvato la vita. Dimostrazione che non può essere stato Olindo Romano, che avrebbe colpito a casaccio, non avrebbe fatto un taglio netto alla gola, come poi lo stesso Mario Frigerio racconta, per carità, questa è anche la sua versione, ma è una versione indotta, peraltro è stato in coma e quindi è stato manipolato a ricordare poi cose che probabilmente non sono proprio mai esistite se non nella sua testa, perché sono state appunto immesse come ricordi dall'esterno. Certo, e anche lì ci sono tecniche potentissime per fare questo genere di giochetti. Guarda, ti ringrazio perché con questa sintesi mi hai in maniera stupenda risposto a parecchie domande che sicuramente non avrei avuto il tempo di farti, perché ti volevo far parlare anche di questa cosa delle bestie di Satana, di cui so che ti stai occupando, ma hai detto quanto basta. Io ricordo sempre ai nostri radioascoltatori che se vogliono approfondire tutte queste tematiche, le tue ricerche eccetera, possono tranquillamente trovare un sacco di materiale sul tuo blog, che è appunto
non mi ricordo l'indirizzo adesso, se lo vuoi magari menzionare, Paolo. Guarda, basta che su Google digitate Paolo Franceschetti che viene fuori. Certo, vengono anche fuori le tue conferenze su YouTube, che sono sempre molto interessanti. Mi piacerebbe chiederti, spendere questi ultimi minuti di trasmissione per chiederti qualcosa che riguarda questioni, diciamo, di attualità, perché so che ultimamente stai spiegando anche molti aspetti della crisi economica, e nella tua conferenza di Verona dell'ottobre scorso hai parlato di un'altra cosa piuttosto singolare. Parlavi di blackout elettrici programmati, e io curiosamente proprio la settimana scorsa ho trovato anche sul Sole 24 Ore delle notizie che raccontavano il timore di alcuni esperti di ingegneria, o comunque che riguardanti la pianificazione energetica a livello europeo, che appunto anche loro dicevano che temono ci saranno dei blackout. Loro li giustificano con problemi causati dai fermi di alcune centrali per i recenti misure di sicurezza, anche sotto la sensibilità di quello che è successo a Fukushima. Ecco, ci vuoi parlare meglio di questa questione dei blackout elettrici? Ma guarda, diciamo così, io ho avuto notizia di questi blackout elettrici che sarebbero durati in tutto il mondo per settimane da persone di cui mi fido abbastanza. Ho visto segnali abbastanza inquietanti, come dei militari che si compravano delle terre in previsione di questo blackout. Poteva essere un'invenzione o no, ho cominciato ad approfondire e mi sono reso conto che l'ipotesi di un blackout totale era effettivamente plausibile, perché siccome si vuole instaurare una dittatura sempre più ferma, adesso il governo Monti è stato introdotto, ma il governo tecnico molti se lo aspettavano da tempo, insomma. E poi devono intervenire in modo autoritario ancora in modo più efficace. Ma come si fa oggi a instaurare una dittatura? Non siamo più ai tempi del fascismo, del nazismo, questi ormai sono andati. Quindi si introduce o in modo strisciante, diciamo così, oppure in modo violento, con una scusa però. La scusa potrebbe essere in effetti il blackout. Allora sono andato a vedere il blackout del 2004, ho studiato un po' la vicenda, ho letto gli atti della commissione e ho visto che quel blackout ci hanno raccontato che avvenne perché un albero cadde su una linea dell'elettricità svizzera che portava l'elettricità in Italia, ma in realtà non sta in piedi. E la commissione nominata all'epoca di questo blackout italiano, che durò in alcuni casi dalle 12 alle 24 ore, la commissione disse alla fine che non c'era nessuna spiegazione logica, non erano riusciti a trovare le cause. Quindi, traduzione, era una prova generale del blackout futuro. E poi a un certo punto, un bel giorno, ho sentito per caso il video di un leader spirituale della comunità Ananda di Assisi, Swami Kriyananda, il quale parlava di questo blackout collegandolo alla tempesta solare del 2012. Allora mi sono detto, ma voi vedete che davvero c'è una tempesta solare? Perché sarebbe la scusa perfetta per far arrivare il blackout. In effetti pare che ci sarà una tempesta solare. Allora a quel punto io ho cominciato a diffondere un po' questa notizia, perché ho capito che era più plausibile che no, diciamo. E a quel punto mi sono venute diverse conferme. C'è una persona che lavora all'Enel che mi ha raccontato che hanno messo un telefono in una sede Enel, hanno messo un telefono di quelli a rotella degli anni 60-70, dicendo, sai, in caso di blackout siamo più sicuri. E questo ha detto, scusate, ma come in caso di blackout? Siamo l'Enel, come facciamo ad avere un blackout noi? Un poliziotto di una questura del nord mi ha detto, Paolo, ma guarda, ci hanno mandato un telegrafo, perché hanno detto che in caso di blackout il telegrafo può funzionare. Ma allora vuol dire che aspettano un blackout. E poi ultimamente, appunto, tu hai letto la notizia su Sole 24 Ore, adesso ne hanno parlato Repubblica, il Corriere della Sera, quindi si comincia a parlare di questo blackout mondiale.
quindi è ormai ufficiale, io ne parlo da mesi, ma cominciano notizie più ufficiali. Ovviamente noi speriamo di no, ma io credo che sia una occasione troppo ghiotta perché la evitino. Qualcuno mi dice che sembra impossibile che succeda una cosa del genere. Guarda Michele, qui io non riesco a non dire parolacce, sono un po' volgare, diciamo, nel mio modo di parlare, no, nella quotidianità uso parolacce, eccetera, ma cerco di evitarle in pubblico, però non riesco a esprimermi diversamente. Allora, io non riesco a non pensare quanto sono imbecilli le persone che mi vengono fuori col dire ma oggi siamo nel 2000, come possono fare una cosa del genere? Siamo in democrazia, sarebbe una cosa assurda. Cioè questi stronzi non capiscono che uno Stato, dei politici, dei governanti che uccidono 1,5 milioni di persone in Iraq, altri milioni di persone tra Libia, Afghanistan, Vietnam, e se ne sono sempre strafottuti della morte degli altri fuori, ma per quale motivo dovrebbero fare differenza tra la morte di migliaia, milioni di italiani e la morte di iracheni? Ma cosa cambia per loro? Nulla. Cioè, si pensa, capito, che Bertinotti, D'Alema, Berlusconi, Casini, tutta questa gente che vota le guerre con nonchalance e che manda soldati a morire così. I soldati sono poche centinaia che muoiono, ma di civili ne muoiono a milioni in queste guerre, solo perché stanno all'estero e non stanno sul territorio italiano. E un giorno non possono fare la stessa cosa in Italia, ma loro, ma che cosa gliene frega? Che cosa cambia per questa gente? Certo. L'iracheno sì, il bambino iracheno può morire devastato, senza braccia, senza gambe, però l'italiano no, secondo loro. Ma no, non è così. Questi imbecilli che ragionano in questo modo si ritroveranno in un casino fra qualche mese che ovviamente non si aspetteranno. Quando arriverà, certo, arriverà, e per loro però, per i governanti è un'occasione troppo ghiotta. Non credo che ci possano rinunciare, perché è l'occasione perfetta per instaurare un regime militare, e non solo, ma per instaurare un regime militare che sarà ben accetto dalla popolazione, perché tutti ovviamente saluteranno con entusiasmo questi militari che verranno a salvare la nazione dallo sfascio, dal disordine in cui è stata precipitata da questi politicanti inefficaci e corrotti fino ad oggi. Beh, qualcuno ci chiede che cosa vogliono di più, hanno già il potere. Probabilmente loro sono ben consci che con la tecnologia, con gli strumenti che ci sono ora, non hanno più bisogno degli schiavi in carne ed ossa, o comunque gliene bastano di meno, e probabilmente c'è anche un intento di lavorare a un processo di depopolazione, o comunque in qualche maniera di fare anche dei giochetti di questo tipo qua, e giustamente come dici... Certo Michele, perché vedi, il problema è molto semplice. Fino a qualche decennio fa la popolazione serviva per lavorare, era forza lavoro che in realtà produceva ricchezza che poi questa gente incamerava. Oggi la popolazione è superflua, perché con la tecnologia di oggi non è necessario avere tutti questi schiavi che vanno a lavorare alla Fiat, in miniera, eccetera. Oggi le tecnologie rendono l'uomo in gran parte superfluo rispetto a una volta, quindi basta eliminarne un bel po', ecco fatto che loro possono tra l'altro governare più facilmente, perché siamo una rottura di coglioni, diciamolo chiaramente, perché loro governano, fanno quello che vogliono, però ogni tanto c'è qualcuno che li denuncia, ogni tanto c'è qualche magistrato che usa quel pochissimo potere che il codice di procedura penale gli dà per creargli qualche fastidio, ogni tanto c'è uno stronzo come me che magari denuncia le cose in rete, e magari quindi dico a qualche migliaia di persone che c'è un giudice che ha ammazzato 18 persone, ma non solo, cioè quelle sono quelle poi che si sono sapute, e che è andato a capo della DIA in Italia. Dico che c'è il pubblico ministero Caselli che fa parte della Rosa Rossa, dico queste cose qua, insomma, diciamolo, un po' rompo i coglioni. Ora, non possiamo dargli tanto fastidio perché loro in fondo se ne fregano, però insomma se alla fine ci possono eliminare è meglio. Poi, quindi, con questo blackout eliminano le persone che rompono i coglioni lamentando diritti, facendo cause per avere
civili o penali per avere il riconoscimento dei loro diritti. Quindi con questo blackout moriranno chi? I vecchi, gli anziani, i bambini, le persone più deboli, e quindi almeno si tolgono dalle palle un po' di rompicoglioni. Ecco, questo è il discorso da parte loro. Se poi ci sono, io magari, le persone come me, come te, Malanga, tutti quelli che fanno informazione libera, quelli rompono le palle ma non moriranno con il blackout. Se poi però magari ne approfitteranno per questo regime militare per dire guarda, tu che fai informazione libera, insomma, hai rotto sempre palle, adesso ci pensiamo noi, insomma, a te. E quindi si occuperanno anche di noi, sicuramente. Non ho dubbi su questo, guarda Paolo. A questo punto qua io non ti chiedo neanche la ormai classica domanda che faccio a tutti i nostri ospiti, cioè cosa ne pensi del 2012, sai, un po' così intorno anche a questa idea del 2012 come anno del giudizio universale, per qualcuno, per qualcun altro come anno della grande presa di coscienza e del grande salto quantico, perché penso di immaginare la tua risposta. E quindi non so se magari me ne vuoi parlare velocemente, ma credo che tu abbia già detto troppo sul futuro e su quelle che possono essere le ipotesi di futuro che possiamo farci da questo punto di vista. Guarda, però io per come la vedo e per quello che ho detto posso sembrare molto pessimista, ma non è così. Non sarà l'anno del giudizio universale, sarà un anno molto particolare, sì. Sicuramente un anno dal punto di vista astrologico, dal punto di vista energetico molto particolare, e sarà sia l'anno del risveglio sia l'anno delle distruzioni, nel senso che certamente ci saranno parecchi sconvolgimenti, guerre, il blackout totale, eccetera, ma non è che finirà il mondo, ci saranno migliaia di morti, come forse la storia non ha mai ricordato, ma sempre un numero limitato rispetto alla popolazione della Terra. Non ci dimentichiamo che la Terra ha già conosciuto la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale, una serie di eventi tragici, sia in questi ultimi decenni, sia nei secoli. Ha conosciuto il diluvio universale, a quanto pare dalle fonti più antiche, la distruzione di Atlantide, se dobbiamo dar retta ai tentativi di ricostruzione di questa civiltà e così via. Quindi è assolutamente normale nel ciclo dell'evoluzione della Terra che ci siano dei periodi di maggiore disastri, diciamo, sia naturali, sia di tipo naturale, sia di tipo umano, e poi a questi disastri segue una ricostruzione, quindi ci sarà sia sicuramente diverse calamità come guerre e così via, ma che non saranno la disfatta totale di tutta l'umanità, saranno semplicemente un'occasione poi per alcuni anche di farsi un lavoro di revisione, diciamo, dei valori a cui ci siamo improntati fino ad oggi, e quindi sicuramente ci sarà anche una rinascita spirituale da questo casino. Io credo che ad esempio quando arriverà questo blackout, già con questo governo Monti tante persone hanno aperto gli occhi, e poi con la dittatura che arriverà molti l'apriranno ancora di più, quindi sicuramente sarà anche positivo e funzionerà un risveglio tutto sto casino che arriverà. Certo, si investirà di più su se stessi, sui propri valori, sulle proprie risorse interne, sulla propria spiritualità, certo. Sì, e da questo ci si augura possa rinascere una nuova civiltà con una visione del prossimo completamente diversa da quella attuale. C'è qualcosa che vuoi aggiungere a quello che abbiamo detto in trasmissione? Non so, qualche tuo progetto futuro o qualche tua iniziativa, qualche convegno in preparazione? Non so, parlacene un po' tu. Ma guarda, io convegni, ho il solito tram, diciamo, nel senso ogni tanto vado in qualche città dove mi invitano, ho in programma a gennaio Trento e Vittorio Veneto, il 13 mi pare il 14 gennaio, ma adesso poi non mi ricordo bene, ma lo metteremo sul blog. Grandi progetti futuri non ne ho, voglio assistere ai prossimi eventi futuri, voglio vedere che succederà e niente, non ho nessun progetto tranne semplicemente vivere giorno per giorno, insomma non ho progetti grandiosi tranne resistere psicologicamente ai casini di cui mi occupo. Benissimo, guarda Paolo, io ti ringrazio tantissimo del
della tua testimonianza. Mi ha fatto molto piacere portare ai nostri radioascoltatori la tua visione della realtà, il tuo punto di vista. Ti chiedo se ci puoi promettere in trasmissione, e questo lo faccio spesso con i nostri ospiti, quelli che magari sono i più interessanti, eccetera, se potremo contare ancora sulla tua partecipazione, perché ti ho fatto, credo, almeno la metà delle domande che volevo farti. Ci sono tante curiosità dei nostri ascoltatori alle quali non ho potuto dar voce proprio per anche una questione di tempo. Sei stato anche fin troppo paziente e non voglio portarti via altro tempo, per cui possiamo risentirci ancora prossimamente? Assolutamente sì. E magari commenteremo, se ci sarà possibile, anche vicende che ci attendono nel prossimo futuro. Bene, io direi che a questo punto ci possiamo salutare. Ti ringrazio nuovamente per la partecipazione alla nostra puntata su Radio UFOcast. Ti lascio l'ultima parola per salutare i nostri ascoltatori. Ciao a tutti. Basta, non mi devo dire altro. Ciao. Grazie Paolo. Bene, buonasera, anzi buonanotte anche da parte mia. Ci sentiamo sicuramente venerdì prossimo. Anche venerdì prossimo avremo un ospite importante e vi annuncio già fin da subito che ci occuperemo di un altro tema che ci avete richiesto a più voce. Ci occuperemo di moneta, di signoraggio bancario, di strumenti di potere e di forme, diciamo, di schiavitù moderna. Bene, da Michele Valeriani è tutto. Vi auguro a tutti quanti una buona notte e a venerdì prossimo.